Siamo in diretta, Mimmo, a te la parola. Grazie. Allora, cerchiamo qui di chiudere. Ecco qua. Allora, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, benvenuti a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento, quindi a coloro che sono collegati, diciamo, via qua siamo in Zoom, quindi via Zoom con noi, e ovviamente chi è collegato su YouTube. Io sono Mimmo Vita, sono il capo ufficio stampa di Veneto Agricoltura, sono anche il presidente del comitato tecnico scientifico dei giornalisti agricoli e forestali italiani, ci tengo, UNAGA. Se non sapete cosa fare andate su unaganews.org e lì trovate le attività che facciamo. Ma oggi parliamo di un tema molto importante, molto importante sicuramente per noi che siamo qui presenti. Devo dire che è un tema che piano piano sta cominciando anche a prendere piede anche a livelli più alti. Tutte le persone che sono qui collegate si danno molto da fare per la valorizzazione del bosco e della foresta e del legno, filiere legno-energia, tutti i temi che oggi cercheremo di affrontare, ma penso che sia molto importante ragionare di queste cose in questo momento, speriamo post-Covid, speriamo, o comunque che ci permette di intravedere, ecco, una luce, almeno in questo momento speriamo che duri, perché crediamo tutti che il bosco e tutte le sue derivate siano fondamentali anche all'interno di un ragionamento che potremmo definire, come del resto il PNRR dice, di ripartenza. Quindi questa è una realtà che può dire e dare molto, e oggi cerchiamo di approfondirla. Veneto Agricoltura, che insieme con l'Ungarone Fiere ha voluto questo momento di approfondimento, ci crede molto, e questa sua idea di Giustino Mezzalira l'abbiamo chiamato Foreste il gigante assopito, e adesso cercheremo di capire perché è un gigante e perché è assopito. Però, e qui rubo un'idea a Giustino Mezzalira, però noi anni fa, poi lui dirà meglio, ve lo avvicino alla telecamera, vedete, avevamo scritto un libro dal titolo Il risveglio della foresta. Vuol dire che, siccome questo è datato 2017, forse si stava già svegliando, ma queste sono cose che appunto il dottor Mezzalira dirà meglio di me. Io nel frattempo voglio anche portare i saluti e le scuse del dottor Nicola Dell'Acqua, il direttore di Veneto Agricoltura, perché oggi peraltro mi dicono è sui monti, ma lui ha molti incarichi anche per la regione, quindi assolutamente non ce l'ha fatta, e poi comunque Giustino Mezzalira lo sostituirà. Ecco, io direi allora di partire subito con ovviamente con un approfondimento, un saluto iniziale. Siamo in casa Longarone Fiere, Gianangelo Bellati è il presidente. Prego, Presidente. Grazie mille, ringrazio molto Mimmo Vita di Veneto Agricoltura. Questa è una delle tante collaborazioni che stiamo portando avanti con Veneto Agricoltura, che stiamo raggiungendo con l'apice forse del forum. L'apice lo stiamo raggiungendo col forum proprio relativo ad Agrimont, ma non dimentichiamoci, e ne parlerò alla fine di questo incontro, non dimentichiamoci della componente Fiera delle Foreste, Festival delle Foreste, di cui farò la presentazione dopo. Adesso tengo proprio a sottolineare questa ottima collaborazione per questo incontro Foreste Gigante Assopito, tutto del socio Veneto Agricoltura, però segnalo che sono presenti anche e faranno una relazione il presidente di Confagricoltura Veneto Ludovico Giustiniano, socio Confagricoltura della Fiera, Marino Berton, coordinatore ILCIAC, anche essa è socia, Michele Nenz, Federforeste, Coldiretti, Enzo Bozza, che sono soci della Fiera, Enzo Bozza, presidente del Consorzio Legno Veneto. Quindi io devo dire che la cosa che mi fa più piacere in queste iniziative che stiamo portando avanti è che se nascono da un lavoro di squadra, lavoriamo assieme su queste cose, le approfondiamo insieme anche dal punto di vista delle tecnologie, della ricerca,
scientifica, ed è per questo anche il ringraziamento particolare all'Università di Padova. Segnalo che poi nell'ambito proprio di Fiera delle Foreste, del festival, il comitato scientifico è presieduto dall'Università di Padova. E non ultimo, grazie a queste nostre esperienze che noi stiamo portando avanti, devo dire siamo riusciti come Fiera dell'Agricoltura, Fiera di Longarone, anche ad essere partecipi, partner di un importante progetto LIFE. Per chi conosce questi progetti europei sa della complessità anche a livello scientifico di queste progettualità, ma ovviamente non lo possiamo fare, non l'abbiamo potuto fare da solo, ma insieme con tanti altri. C'è l'azienda Rigoni, ma ci sono tanti altri soggetti che partecipano a questo progetto, e quindi siamo anche su questo fronte della ricerca e sviluppo tecnologico ad ottimi livelli anche grazie ai partner scientifici e tecnologici. Per ultimo, segnalo che tutte queste nostre iniziative sull'agricoltura vogliono sottolineare l'importanza del settore agricolo insieme con quello ambientale, sempre maggiore che ha nelle politiche europee. Quando noi parliamo di agricoltura, oggi noi parliamo di politiche ambientali dell'Unione Europea, e quelli che saranno gli effetti del collegamento politiche agricole col Green Deal, gli effetti ancora non li conosciamo fino in fondo, sono gli addetti ai lavori che dovranno approfondirli e studiarli, si svolgeranno nell'arco dei prossimi anni, saranno degli effetti notevoli, delle rivoluzioni, per cui tutto quello che noi stiamo approfondendo serve anche per renderci conto di quella che è la situazione, ma anche di quella che è la tendenza e la strategia, ed eventualmente, lo dico anche a Veneto Agricoltura in particolare, ma anche alle associazioni di categoria qui presente, di segnalare, sottolineare, criticare o chiedere modifiche a quelli che saranno degli atti, delle decisioni che verranno prese a livello europeo. Lascio adesso la parola su questo tema importantissimo delle foreste, gigante assopito, mi piace tantissimo il titolo, quindi adesso rilascio la parola a Mimmo Vita per gli ulteriori interventi. Ci risentiamo verso la fine, che vi darò le anticipazioni di Fiere e Festival delle Foreste. Grazie. Grazie a Gianangelo Bellati, al presidente di Longarone Fiere, che sta veramente prodigando molto, ecco, per il settore, adesso è anche corretto e giusto, ecco, per il settore forestale. Abbiamo un po' di richieste. So che Tino Arosio, il direttore di Coldiretti Veneto, ha fretta, e devo anche dire che è molto di corsa anche il presidente Giustiniani, il presidente di Confagricoltura, il quale si scusa. Adesso porterà dopo Arosio, porterà il suo saluto, però so che dopo si dovrà assentare. Ma intanto sentiamo Tino Arosio. Buongiorno, benvenuto, prego. Buongiorno Mimmo, grazie, porterò via veramente poco tempo. Mi limito naturalmente ad un saluto, ad un caro saluto e a un ringraziamento che vi devo perché ci consentite di portare questo saluto di buon lavoro a questo importante convegno organizzato con un clima, con un titolo veramente accattivante, abbastanza provocatorio. Forse alla fine di questo momento convegnistico capiremo di più perché è stato individuato questo titolo. I temi, ho visto il programma, sono assolutamente interessanti e accattivanti. Io credo che poi alla fine il convegno non tradirà le attese. Non tradirà le attese perché mi auguro, vedendo il parterre e i relatori, che sia una importante occasione per dirci le cose come stanno, di questo patrimonio che sono i boschi e le foreste d'Italia e del Veneto. Dovremo arrivare una volta per sempre, insomma, a invertire una rotta che vede questo patrimonio boschivo forestale meritare più attenzione e meritare una più giusta gestione, non immaginando quindi che si sia di fronte ad una cosa che deve crescere così allo stato brado senza che l'uomo possa metterci mano intelligentemente, senza depredarlo, ma perché si possa valorizzare. E credo che ci sarà anche l'occasione per fare
il punto della situazione e anche su quegli strumenti associativi che forse meritano anche nella nostra regione un'attenzione ulteriore. Mi riferisco ad una necessaria legislazione sui consorzi forestali. Segnalo, ed è un tema su cui anche noi come Coldiretti ci stiamo interrogando, insomma, segnalo la recente collocazione di tutto il tema forestale che appunto dal punto di vista organizzativo la Regione ha trasferito sotto l'egida della difesa del suolo. Non vogliamo naturalmente entrare nel merito di queste decisioni che non ci appartengono, ma ci auguriamo che pur con questa trasformazione si possa incominciare ad immaginare, insomma, un concetto dei boschi e delle foreste dinamico, insomma, non qualche cosa che cresce e le persone, gli uomini stanno a guardarlo, anche perché essendo un patrimonio ha bisogno di essere gestito perché produrrà beni per tutti. È un tema importante per il Paese, per i protagonisti dell'incontro di oggi, diceva prima Mimmo Vita, ma io aggiungo che credo che una giusta gestione di questo patrimonio corrisponda a costruire il bene di tutto il Paese, in termini occupazionali, in termini ambientali, in termini paesaggistici, in termini di, insomma, tentativo di costruire una filiera e anche la vicenda Vai ha dimostrato quanto da questo punto di vista ci sia necessità di costruire una filiera sana, ma credo tutto ciò potrà accadere nella misura in cui tutti insieme sapremo introdurre elementi di discontinuità rispetto ad una mentalità, ad una cultura che fino ad oggi ha impedito ai boschi e alle foreste di essere quel patrimonio vero che il Paese si attende di poter riconoscere. Niente, mi fermo qua, vi ringrazio molto per l'invito, faccio i complimenti agli organizzatori e mi auguro che appunto anche questo convegno costituisca un punto di svolta per la nostra regione e per il nostro sistema boschivo forestale. Grazie ancora. Ringraziamo noi il direttore di Coldiretti Veneto, grazie Tina Rosio. Coldiretti conosce bene il settore forestale, lo sappiamo, conosce penso bene il settore forestale e penso anche con un interesse Lodovico Giustiniani, che è il presidente di Confagricoltura, penso che sia anche gestore di boschi, quindi sentiamo volentieri, ecco, il suo saluto e la sua riflessione. Buongiorno a tutti, buongiorno Mimmo, buongiorno al direttore dell'Acqua e a tutti i partecipanti. Innanzitutto mi scuso se parlo prima del professor Pettenella e poi di Giustino Mezzalira, ma purtroppo ho un impegno che ho cercato fino all'ultimo di spostare, ma non ci sono riuscito. Innanzitutto grazie, e mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto il presidente della Fiera di Longarone e mi viene in mente, quando penso alle foreste venete, mi viene in mente sempre il 26 ottobre del 2018 Vaia. Vaia sicuramente ha rappresentato per il mondo forestale veneto un momento di grande riflessione e ha fatto capire come tutto la filiera del bosco è molto molto fragile. Oggi c'è bisogno di un ragionamento, noi come Confagricoltura Veneto è un ragionamento che abbiamo iniziato già da diversi mesi, abbiamo anche messo insieme qualche idea che abbiamo presentato sia al direttore di Veneto Agricoltura, l'abbiamo presentato all'assessore Caner, proprio per cercare di dare un contributo e cercare di capire quale può essere, il futuro per le foreste venete. Indubbiamente ci sono tanti temi che si vanno a incrociare e ci sono dei temi che ha toccato anche il direttore Rosio quando ha parlato nel suo intervento per quanto riguarda anche una politica di gestione per quanto riguarda l'aspetto forestale, perché sappiamo che ci sono tanti assessorati che hanno competenza in materia forestale e questo non deve essere assolutamente uno sprone per poi fare una politica di rilancio dei boschi sia per quanto riguarda una programmazione ma poi per quanto riguarda la gestione degli stessi. Quello che nella riflessione che abbiamo fatto
fatto abbiamo visto che diciamo, il settore boschivo veneto ha dei punti di grande criticità. Grande criticità che parte da quello che è la proprietà forestale, perché la proprietà forestale è una proprietà molto piccola, molto diffusa, e spesso volentieri i proprietari poi non hanno la capacità di andare a gestire quello che è il patrimonio forestale. L'altro aspetto è che negli anni abbiamo perso molta professionalità su quelle che sono le ditte boschive, cioè tutti quelli che poi vanno a fare i lavori all'interno dei boschi. Non ultimo, siamo grandi produttori di legno trasformato in termini di mobili, arredi e quant'altro, ma se andiamo a vedere quello che è la nostra capacità invece di trasformazione del fusto, per cui per quanto riguarda le sigherie, oggi il Veneto è una grande difficoltà, in quanto ci troviamo nella assurda situazione di esportare legno in tronchi in paesi vicini e poi importare invece semi lavorati che servono per la nostra industria. Per cui ci sono degli aspetti che sono degli aspetti da approfondire, che riguardano, che parte proprio dalla proprietà delle foreste fino alla gestione degli stessi. Poi quando si parla di legno ci sono tantissimi, diciamo, ci sono diversi aspetti, perché non è solo il legno che viene utilizzato per quanto riguarda il comparto dell'arredo, però una filiera molto molto importante, e qui vedo che fra i relatori c'è Marino Berton, c'è tutto l'aspetto dell'uso energetico del legno, che è l'uso energetico di quello che sono i sottoprodotti della lavorazione dell'industria del legno, ma possono essere anche poi tutta una parte di legno che invece non ha un utilizzo per quanto riguarda legno da lavoro. Per cui l'aspetto della filiera legno-energia è una filiera molto, molto importante, dove vede il Veneto, direi, molto indietro rispetto a quelli che possono essere altre regioni vicino a noi, dove l'aspetto dell'utilizzo del legno a uso energetico ha un'importanza notevole. L'altro aspetto chiaramente importante è anche, diciamo, l'uso di prodotti forestali non legnosi, e poi quello che possono essere i servizi, per cui comunque i boschi hanno una, e soprattutto i boschi di montagna, hanno una funzione anche non solo idrogeologica, ma anche, diciamo, per quanto riguarda tutto l'aspetto turistico ricettivo, per cui anche questo va studiato, proprio l'aspetto di valorizzazione di quello che può essere l'aspetto degli altri utilizzi o di servizi che possono avere i boschi. Si tratta poi di una gestione che deve tener conto che, diciamo, abbiamo i boschi, sono boschi che hanno necessità di essere gestiti, per cui hanno bisogno di essere tagliati e hanno necessità anche di essere rimpiantati. Anche su questo bisogna fare una grande valutazione, perché è indubbio che con i cambiamenti climatici che sono in atto, non solo in termini di eventi estremi, che purtroppo siamo abituati anche quest'anno, come sta andando la stagione meteorologica, non è, si sta vedendo come questi cambiamenti climatici sono reali, però indubbiamente un altro cambiamento che stiamo già vedendo è quello dell'innalzamento della temperatura, che deve portarci a dei ragionamenti per quanto riguarda l'aspetto della migrazione delle specie, cioè dobbiamo pensare che abbiamo dei boschi che andiamo a impiantare oggi e andremo invece a tagliare fra 50 anni, 40 anni, per cui questo è un aspetto assolutamente importante. L'aspetto, e concludo, un altro aspetto che ritengo importante è quello che è stato toccato anche dal Presidente, cioè quelle che sono le politiche europee, il Farm to Fork, cioè quello che avrà le foreste nella nuova pianificazione della politica agricola comunitaria, che si sta decidendo proprio in questi giorni, in termini anche di risorse che verranno messe a disposizione. Su questo la Regione Veneto, col piano di sviluppo rurale, dovrà porre, secondo me, grande attenzione su quello che può essere poi l'utilizzo di questi soldi e di queste risorse, affinché poi si possa fare
dei bandi che poi siano realmente, diciamo, usufruibili da parte di quelli che sono i proprietari dei boschi o quelle che sono le ditte boschive. Io non toglierei altri punti, altro tempo, ho cercato di toccare un po' quelli che sono i punti, diciamo, io non li chiamerei critici, però li chiamerei i punti che dovremmo fare una seria riflessione in modo tale per andare a fare una programmazione dei prossimi anni di una risorsa che è una risorsa fondamentale. Grazie Mimmo. Oh, grazie Ludovico Giustiniani. Avremmo sentito volentieri il tuo intervento più complesso, non so che sei impegnato quindi, ma comunque hai buttato là dei semi importanti. Segnalerei proprio questo, ecco, del tuo intervento, prima di dare la parola a Gian Michele Passarini, che è il presidente di CIA del Veneto, nel senso che dobbiamo essere molto concreti nelle nostre riflessioni oggi come nel prossimo futuro. È tempo sì di parlare, per carità, ma mi pare che questo sia anche il tempo di agire, di preparare progetti e di essere pronti per appunto poter fare delle richieste precise a chi poi gestirà anche, mi pare, un monte di risorse interessanti. Credo che Passarini sia d'accordo con me. Sì, sicuramente. Grazie Mimmo, buongiorno a tutti, grazie alle Fiere di Longarone di questo evento importante, perché nasce, se vogliamo, anche dopo una pandemia che ci ha insegnato probabilmente che certe certezze che avevamo prima, scusate il termine, e dopo il termine oggi lasciano il tempo che trovano. E allora quando si parla di foreste, quando si parla di agricoltura forestale, CIA non può non essere presente, e anche con la sua declinazione che da anni porta un contributo fattivo nelle istituzioni ministeriali che è AIEL, attraverso il direttore Marino Bertone e il suo presidente Brugnoni, nella quale noi abbiamo ben chiaro da tempo qual è la visione della foresta che vogliamo. E quindi quando noi parliamo di foresta dobbiamo parlare comunque di un sistema integrato, e quindi un ragionamento che parte dal selvicoltore, quindi dall'imprenditore agricolo, selvicoltore in questo caso, come punto centrale, come contesto di volano rispetto a quelli che sono gli obiettivi che poi ti poni nella realizzazione e la valorizzazione del territorio attraverso l'utilizzo della foresta, l'utilizzo di quel termine legno, foresta, legno, energia. E allora è chiaro che nel ragionamento che noi portiamo qui in Veneto, ma che portiamo anche sui livelli ministeriali, è quello che probabilmente bisogna cambiare il paradigma. Cioè la foresta monumento non ha più motivo di esistere. La foresta monumento è una foresta che risale a un concetto probabilmente ormai arcaico, che aveva la necessità di esistere nel momento in cui nel dopoguerra, soprattutto in Veneto, ci siamo dovuti rimpiantare delle montagne distrutte dalla guerra, ma che oggi anche, non dico che sia stata, perché sempre con le dovute cautele, però anche l'evento Vaia ci ha insegnato quanto ad esempio una biodiversità forestale possa incidere qualora avvenga un disastro di questo tipo. Partiamo da quale ruolo che può avere la foresta? Beh, sicuramente come mitigazione di quello che è l'assorbimento del CO2, è un elemento di mitigazione naturale al quale non serve fare nulla. Nasce attraverso la fotosintesi clorofiliana, scusate, naturalmente per l'assorbimento della CO2. Allora da lì bisogna partire e declinarli in tutti quelli che sono i suoi concetti, che già prima ho anche sentito nei colleghi che mi hanno preceduto e che saluto. La multifunzionalità, ad esempio, nell'ambito forestale, la questione dell'utilizzo del legno nobile per arrivare poi a implementare quella filiera, aggiungo anche per la tenuta socio-economica, cioè l'aspetto di resilienza, il PNRR, questo piano nazionale di recovery e resilience, no? Beh, non può nascere da un'idea così empirica, deve nascere da un progetto di filiera che porti redditività sui territori e che trattenga la gente su questi territori. La gente non sta nei territori se non c'è un motivo per starci. E quindi da lì è caduta. Poi anche per quanto riguarda il ragionamento sulle applicazioni, il tema del prelievo. Noi siamo in Italia, abbiamo il prelievo più basso rispetto alla media nazionale. Allora questo capitale che noi abbiamo non riusciamo a valorizzarlo perché comunque non lo preleviamo, non prelevando non lo gestiamo, quindi non portiamo voglio dire, un contributo fattivo alla foresta. Sono tutti temi che noi poniamo alle discussioni. Devo dire che abbiamo anche una forte frammentazione territoriale. Il tema dell'accorpamento fondiario, il tema dell'armonizzazione normativa.
Noi siamo riusciti ad ottenere a livello ministeriale un tavolo presieduto dalla Stefani, ma che di fatto noi abbiamo 20 applicazioni regionali di quella che è la politica forestale. Credo che sia inimmaginabile non avere una politica nazionale con delle declinazioni territoriali. Questi sono tutta una serie di elementi che noi poniamo alla riflessione, perché credo che sia fondamentale, soprattutto per il ruolo che avranno da qui in avanti le foreste, avere un progetto che venga fatto nel suo insieme, in un ambito condiviso. Quindi anche questo momento di confronto con tutti ci dà l'opportunità di porre appunto degli obiettivi, dei punti di partenza che ci diano la possibilità anche di confrontarci, non in un ambito di contrapposizione, ma in un ambito di progettazione, perché guardate, i parametri dettati dall'Agenda 2030, da cui poi arrivano le strategie, io direi Green New Deal, ma in particolare la strategia forestale. Oggi noi stiamo rispondendo in Comunità Europea, per tornare anche all'osservazione del Presidente dell'Unione Fiere, stiamo già rispondendo a quelli che sono gli emendamenti, dove diciamo come CIA che ad esempio va cambiato il termine della riflessione da protezione a gestione, vanno posti particolare attenzione su quello che sono l'utilizzo delle biomasse, il loro ruolo della ricezione della CO2 e quindi la decarbonizzazione. Ecco, tutti aspetti, tutti elementi, credo, io pongo qua alla discussione, ma che poi per il parterre, quindi mi taccio perché probabilmente anche indebitamente titolato a parlare rispetto ai relatori, vorrò sentire, e quindi vi auguro un buon lavoro e un proseguo. Grazie. Molto bene, grazie Presidente. Allora noi adesso chiudiamo questa prima parte dedicata ai saluti, che però tanto proprio saluti non sono di fatto ragionamenti introduttivi al tema, con il Presidente dell'Ordine dei dottori agronomi forestali della provincia di Belluno, che è Orazio Andric, al quale appunto cedo subito la parola e magari penso qualche piccola veloce riflessione riesce a proporcela. Grazie Orazio. Grazie, beh, siamo già nel vivo del discorso. Ringrazio Mimmo, ringrazio Franz, Longarone Fiere, Veneto Agricoltura, per la possibilità di poter accedere e riflettere da parte dei nostri iscritti dell'Ordine di Belluno e di tutti gli ordini del Veneto riuniti nella federazione regionale. È un inizio, continuerà a settembre eccetera, quindi invito anche i miei iscritti di riflettere. Non è detto che tutto quello che venga sia conforme alla nostra posizione di ordine, ma questa dialettica è importante e invito anche i nostri iscritti a fare le proprie osservazioni anche di persone che oltre a girare i boschi hanno girato dopo l'evento Vaia. Con tutto il rispetto, ho l'impressione che molti l'abbiano visto più sulla carta, sui giornali di regime, che non entrando in bosco e comprendendo le difficoltà che ci sono e i boschi nostri dove sono. C'è anche qualcuno che comincia anche dall'opinione pubblica delle annotazioni, c'è certi giornali, ci sono anche dei cittadini che si domandano perché certi boschi anche importanti siano in queste condizioni. Quindi c'è un problema non solo nostro, ma un po' di tutta la politica, anche di quelli che hanno responsabilità di riflettere su queste questioni e non andare soltanto magari su dei dati che sappiamo tutti che sono spesso viziati all'origine. Per esempio sulle utilizzazioni, siccome le utilizzazioni sono certe o probabili in certe zone, ma non tanto sui privati, come facciamo a continuare anni dopo anni di portare avanti certi discorsi e certe demagogie? La verità è che si taglia nelle zone comode ormai da molti anni e si lasciano quelle scomode che sono ulteriormente fragili. Comunque addentriamoci in questa bella sfida di questo giorno con questa immagine del gigante assopito. Immaginiamo l'immaginifico che può averla tracciata,
e è una bella sfida, una provocazione a cui bisogna dare una risposta. Io non so se si tratta di un gigante addormentato che aspetta come la principessa che venga a svegliarlo, o se è un coacervo di pigmei che non riescono a trovare un loro capo che col bastone e la carota li unisca, perché il Veneto ha una sua storia. Ha avuto anche dei capi che facevano filare bene, in maniera soddisfacente, in maniera dignitosa questo comparto. Comunque, il gigante addormentato, perché addormentato? C'è qualcosa non sono tranquillo, è qualcosa di catalettico, di diabetico, cos'è che non funziona? Sono gli arti, è il cervello. Certo che ogni tanto sto gigante gli dà dei scossoni, gli dà anche forti, no? Vediamo anche adesso, tornando in bosco, dove dopo la lunga sonno invernale nostro, è una serie di problemi di vaia che da molte parti sono tutt'altro che risolti. Certo, sono stati affrontati, però noi abbiamo da risolvere il problema, non abbiamo ancora tempo di lodare cosa è stato fatto del passato, perché siamo pienamente nel presente. Abbiamo 9 questioni, quella del bostrico, no? che richiede riflessi veloci e non soltanto studi per sapere tra 7 anni come sarà e cosa bisogna fare. E questa abitudine a dover prendere delle responsabilità e decidere in tempi reali. Ci sono altri fatti, per esempio gli schianti che sono avvenuti in novembre da una parte e in dicembre da un'altra. Ci sono anche fatti positivi, come un rialzo inaspettato, più che inaspettato, di alcuni valori del legname. Poi ce ne sono anche altri, per esempio se qualcuno ci spiega il significato di questa DGR 571, prima che dobbiamo capirla perché e che cosa comporterà, farebbe cosa utile. Bene, allora buon lavoro a tutti, ascoltiamo attentamente e facciamo le nostre riflessioni, le porteremo o oggi o in altre continuazioni di questo appuntamento ormai indispensabile presso Longarone Fiera. Grazie Orazio Andric, grande dottore forestale, grande presidente. E allora entriamoci appunto negli approfondimenti di oggi. La prima sessione, chiamiamola così, e dopo aver dato uno sguardo alla foresta veneta attraverso anche, anzi dopo aver fatto i saluti, adesso cerchiamo di dare uno sguardo alla foresta veneta. Diamo quindi la parola a Giustino Mezzalira adesso subito, poi parlerà ancora perché Giustino e il dottor Mezzalira, che lo vedete, la familiarità che ho col dottor Mezzalira mi porta a forse così, ma diamo il titolo che ha, ma poi qua sono tutti dottori, tutti professori, quindi facciamo anche velocemente, quindi diamo la parola adesso a Giustino che la riprenderà anche dopo, devo dire, qui sostituisce, come vi ho detto, il direttore Nicola Dell'Acqua, perché c'è una iniziativa, secondo tutti noi, molto importante, quella del cosiddetto RAF, ovvero del rapporto annuale forestale, che speriamo nel futuro sia sempre più annuale e quindi ci darà la possibilità di avere appunto una fotografia molto, molto precisa della realtà forestale veneta, però è pronto, mi pare, questo prodotto e sulla base di questo penso Giustino ci potrà dare una serie di numeri importanti, seguirà il professor Pettenella che ci darà poi altri numeri altrettanto importanti. Prego Giustino. Grazie mille e saluto tutti i partecipanti. È già stato spiegato anche da Mimmo purtroppo questo cambio di ordine per cui il nostro direttore oggi non è riuscito ad essere con noi. A lui era dato l'onore di presentare un importante lavoro che proprio in questi giorni si è definitivamente completato e che ci aiuterà molto, come vedremo da questa anticipazione, a capire di cosa stiamo parlando. Ecco, se mi permettete adesso facciamo le solite operazioni, sperando che poi tutto quanto funzioni, di condivisione dello schermo. Vediamo se funziona tutto. Ecco, datemi un riscontro. Mimmo?
Sì, assolutamente, vediamo tutto e volevo dire, mi sono dimenticato 15 minuti cortesemente, grazie Giustino. Tranquillo, ecco. Sì, oggi i lavori sono molto ricchi, abbiamo delle importanti testimonianze, e abbiamo già sentito comunque delle posizioni molto molto importanti. Sottolineo, secondo me, questo fatto veramente positivo della grande attenzione che le associazioni agricole hanno per il comparto forestale, e già questo da solo potrebbe in un certo senso spiegare anche la parola assopito, risveglio, con le parole con le quali stiamo cercando anche di giocare. Ecco, allora io parto da questa considerazione, se volete una banalità, ma se vuoi fare una cosa, se vuoi decidere cosa fare, prima di tutto devi conoscere, quindi devi conoscere la realtà dei fatti. E qui il professor Pettenella, meglio di me, potrà testimoniare come invece il comparto forestale del nostro paese, a tutti quanti i livelli, si è dimenticato quasi, si è proprio addormentato completamente, nel senso che, per esempio, i dati statistici nazionali per lunghi anni hanno smesso di dare informazioni quantitative. Ogni tanto ci sono, come diceva anche il collega Orazio Andri, dei sussulti, e allora abbiamo gli inventari forestali dove veniamo inondati per un qualche periodo di moli spaventose di dati, magari difficilmente sintetizzabili, e poi si torna a dormire. E mancano numeri fondamentali, quelli che per noi forestali non sono magari solo le superfici, le tipologie, eccetera, ma sono le riprese, le destinazioni merceologiche, il fatturato delle imprese, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi, partendo da questa osservazione, parto un po' dall'alto e per ricordare a tutti che ci sono tanti modi in cui, se io mi voglio documentare, posso trovare dei dati. Per esempio, a livello internazionale, la FAO pubblica nei suoi annuari dei rapporti dettagliatissimi su quello che è lo stato delle foreste del mondo. Va detto che in modo molto meritorio alcune regioni, per esempio in primis la regione Lombardia, da più di 10 anni pubblica il suo rapporto annuale sulle foreste della Lombardia, e vorrei dire che è stato il prodromo, e in un certo senso ha creato il format di quello che è un modo non solo meramente statistico da librone dei numeri, ma un modo ragionato, partecipativo, dove chiamare dentro tutte le forze economiche che a diverso livello e a diverso titolo hanno a che fare con le foreste. E come sappiamo tutti, le foreste non sono solo superfici, non sono solo metri cubi di legname, non sono solo kilowattora di energia, ma sono enormemente di più per gli straordinari servizi che le foreste ci forniscono. Ecco. E direi, buon ultimo, lo Stato italiano finalmente ha pubblicato, qua devo dire quello che tutti un po' noi sappiamo, grazie all'arrivo di una persona straordinaria alla direzione foreste del Ministero, Alessandra Stefani, che ha voluto fortissimamente e che personalmente ringrazio, questo primo rapporto annuale sulle foreste, uscito nel 2019, con dati del 2017 e del 2018. Rapporto che veramente segna uno spartiacque nella capacità del mondo forestale italiano di comprendere se stesso. Questo per dire in sintesi che ci sono molti strumenti per poter capire cosa ci circonda, però va anche detto che per quanto riguarda noi veneti, che eravamo forse abituati troppo bene, si ricordava prima, sempre Orazio ricordava che avevamo avuto qualche momento di grande gloria. Io sono entrato giovane in un'amministrazione forestale regionale dove c'erano delle persone straordinarie come quelle di Battista Costantini o di Ettore Bonalberti. Ecco, in quel momento il Veneto guardava con orgoglio al resto dell'Italia dall'alto, insomma, anche delle sue istituzioni, delle sue articolazioni nel settore forestale. Ecco. E da tempo purtroppo anche nella nostra regione abbiamo perso la capacità di mettere in ordine dei dati e quindi si sentiva l'esigenza di avere uno strumento, e qui l'agenzia è intervenuta, Veneto Agricoltura è intervenuta facendo quello che fa, come ben sanno soprattutto
coloro che dirigono le associazioni agricole, dove annualmente l'amico Mimmo Vita ci dà conto ogni anno col trittico vitivinicolo di come va il comparto della vite e del vino, ma abbiamo rapporti di tutti i tipi sulla parte tecnica, sulla parte florovivaistica, eccetera, eccetera. Ecco, mancava nella nostra reportistica uno strumento e abbiamo pensato di prendere spunto soprattutto dal rapporto nazionale e quindi sulla falsariga, se vogliamo, del lavoro fatto da Roma, dal Ministero, dotarci di uno strumento simile. E quindi abbiamo cominciato nel 2019 a lavorare alla elaborazione di un rapporto annuale sulle foreste. Anche nel nostro caso abbiamo messo una base dati che era la più vicina possibile, è stato molto complicato uniformare dati disparatissimi tra di loro e adesso stiamo uscendo con il rapporto che sarà come numero sarà riferito all'anno 2020, uscirà nel 2021 anche per le difficoltà dovute al Covid che ci hanno un po' rallentato, ma più o meno abbiamo avuto la tempistica del Ministero. Ecco, il nostro lavoro ovviamente è stato fatto in stretto rapporto con le articolazioni della Regione. È già stato sottolineato che quando parli di foreste e vai in Regione Veneto non puoi fare suonare il Viettorino 110 al quarto piano come si faceva 20-30 anni fa. Devi andare a cercare in tante stanze di tanti palazzi, comunque in stretto rapporto con ovviamente la Regione del Veneto e oltre che con la Regione abbiamo interagito, noi riteniamo, con tutti coloro che sono i principali soggetti che a diverso titolo hanno a che fare con la foresta e con le filiere forestali, almeno quelle diciamo più classiche che noi conosciamo. Quello che mi piace sottolineare è che il rapporto, di cui adesso stiamo parlando un pochino come del Sarchiappone di Walter Chiari, insomma c'è uno scatolone nella cappelliera e tutti stiamo argomentando di cosa c'è dentro, fra poco lo vedremo in carne ed ossa il Sarchiappone e verrà, come vi dirò poi, presentato molto breve. Ecco, mi piace sottolineare che hanno lavorato, e le ringrazio veramente tutte, almeno 80 diverse persone all'interno di enti pubblici, associazioni, imprese private, perché questo rapporto è veramente un rapporto molto articolato, ha 5 grandi aree tematiche. C'è un'area che abbiamo chiamato focus tematici, con l'idea che di anno in anno andremo ad approfondire alcuni temi. Nel caso specifico non poteva mancare un approfondimento su cosa è stata Vaia per la foresta veneta, fra l'altro contributo firmato dal professor Emanuele Lingua del nostro Dipartimento Tesero dell'Università di Padova, esperto proprio in disturbi degli ecosistemi forestali. Poi abbiamo organizzato sia gli indicatori che gli argomenti commentati all'interno di 8 aree tematiche, non prendendo in considerazione solo gli aspetti produttivi, ma anche proprio quelli sociali, importantissimi, ovviamente economici a tutti quanti i livelli, e la cosa più importante, quello che ne fa veramente un rapporto, è il set di indicatori. Gli indicatori sono sostanzialmente numeri, cifre, che poi permetteranno nel tempo di poter fare dei monitoraggi, cioè vedere cosa succede nel tempo. Mentre gli argomenti commentati sono più di tipo dialogico, non è solo il brutto numero X che ti dice quanta è la superficie, per esempio, della foresta, ma si ragiona attorno a tematiche che in tutte le 8 aree appunto tematiche hanno bisogno di un commento più largo che non si limiti solo al numero. E poi, cosa che reputo sia molto originale, siamo andati a intervistare alcuni, chiamiamoli così, personaggi, nel senso che sono personalità, quindi sono le persone che con il loro ruolo, con la loro storia, veramente impersonificano il mondo delle foreste e delle filiere forestali della nostra regione. Abbiamo avuto il piacere di poter dialogare con 17 diverse persone, con le estrazioni più diverse. Cito solo il maestro, il
Beppi De Marzi, che attraverso le sue canzoni ha fatto conoscere la montagna, le foreste della nostra regione in tutto il mondo, per passare ovviamente a importanti industriali, a persone che hanno ruoli rilevanti nella pubblica amministrazione, eccetera. Anche in questo caso nessuno si sente escluso, perché sarà, se potremo continuare nei prossimi anni, ci sarà l'occasione poi in futuro di poter dialogare con altre persone. Però è importante sentire l'opinione personale di singole persone al di là della massa dei numeri. Ecco. E i numeri però restano forse la cosa più importante. Ecco, qui ho buttato lì qualche numero a caso, non ho neanche messo di unità di misura, ma penso che ognuno di noi sia capace di metterle vicino. Se parlo di superficie, ovviamente sono ettari e non sono chilometri quadrati, se parlo di risorse del PSR sono euro, se parlo di dottori forestali sono numeri. Ecco, questa foto collettiva della foresta, decine e decine e decine di indicatori numerici che ci dicono oggi che cos'è la foresta nel Veneto, oggi cosa sono le principali filiere forestali. Questo prendetela proprio come così, uno stuzzichino che dovrebbe farvi venire un po' l'appetito per andare poi a vedere che cosa c'è dietro questi tanti numeri che caratterizzano la foresta e il settore forestale della nostra regione. Noi ci stiamo avviando adesso alla fase di stampa, abbiamo proprio chiuso, come si dice, le bozze e abbiamo dato il pronti si stampi, contiamo fra una ventina di giorni di avere il cartaceo. Abbiamo deciso, da buoni forestali ovviamente, visto che la carta è un carbon sink ed è uno di quei prodotti che permettono all'anidride carbonica fissata dalla fotosintesi attraverso le foreste di essere permanente, perché la carta, passatemi il termine, se è carta igienica passa velocemente, ma se è la carta di un libro di solito finisce in una biblioteca e lì resta per un bel pezzo. Quindi noi non siamo certo quelli che scrivono per favore a non stampare sta cosa, pensa all'ambiente. No, pensa all'ambiente, pianta alberi e dopo tagliali e trasformali in foreste, case, pavimenti, mobili, infissi. Fai tutto quello che vuoi con il legno, forse la cosa più stupida che si può fare con il legno, almeno dico tutto, insomma, una parte importante è lasciarlo marcire in bosco. Insomma, ecco. Sappiamo tutti quanto è importante il legno morto, ma se tutto il legno diventa legno morto in bosco, forse anche come SINC non stiamo facendo un gran bel lavoro. Quindi tra poco presenteremo ufficialmente il rapporto, stiamo prendendo contatti in questi giorni con l'Orto Botanico di Padova perché ci sembra un luogo estremamente simbolico per presentare questo nostro importante rapporto e quello, speriamo di farlo assolutamente in presenza, sarà un'importante occasione per capire esattamente, visto che qualcuno si è posto la domanda ma chi è questo gigante assopito, cercheremo di capire chi è questo gigante assopito. Anticipo quello che poi anche il presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati, dirà. Ovviamente durante il Festival della Foresta di quest'anno ci saranno molti momenti di approfondimento che prenderanno spunto proprio dal nostro primo rapporto sulle foreste e il settore forestale del Veneto. Grazie per la vostra attenzione. Molto bene Giustino, grazie mille. Riprendo, tra virgolette, come si dice, mi metto, scusate, non sono in video, mi metto in video, eccoci qua. Allora noi abbiamo visto un po', li abbiamo visti pochi numeri, veramente Giustino, ce li hai centellinati appena appena, ma ne ho visto uno che mi è interessato molto e che voglio così girare al professor Petenella, tanto per dargli l'abbrivio, ecco, poi dopo lui è abbastanza grande, maggiorenne, penso anche vaccinato peraltro, si vede che l'università poi ha avuto una via preferenziale, complimenti. Allora dicevo, questo numero che probabilmente può servire, ecco, così per aggancio e per parlare sull'economia di economia forestale nel Veneto in cifre. Ho visto che le imprese forestali, dice Mezzalira, sono 293. Ecco, non so se sono poche o tante, lancio lì il sasso e poi dopo tu penso sia abbastanza capace di riprendere il filo. Grazie di essere qui con noi, prego. Grazie Mimmo, grazie a Longarone Fiere per questa opportunità. Mi avete dato un compito abbastanza ingrato, che è quello, prima della presentazione del draft, di darvi qualche dato, qualche cifra, che evidentemente risulteranno abbastanza obsoleti. Comunque, anche per i problemi di qualità delle dati che
vi presenterò, il consiglio è quello di andare al di là del specifico dato numerico e di cogliere il messaggio qualitativo di fondo che io e il collega Nicola Drighetto, che mi ha aiutato in questa presentazione, vorremmo darvi. Abbiamo da fare una premessa introduttiva. Quando parliamo di foreste, parliamo di 3 grandi categorie di prodotti e servizi che la foresta fornisce, come altre risorse naturali. I prodotti materiali in sé per sé, e qua ne vedete un esempio, i cosiddetti servizi di regolazione, regolazione del ciclo dell'acqua, regolazione del ciclo del carbonio e così via, e i servizi di carattere socio-culturale, più genericamente ambientale. Ecco, un quadro molto composito che viene offerto grazie al funzionamento di 3 istituzioni fondamentali: il mercato, il libero mercato, lo Stato con il suo sistema di regolamentazione, di controllo, di incentivazione, e la comunità civile. Ecco, bene, in questa presentazione io avrò un'attenzione soltanto ai dati della filiera del legno, ma questa brevissima introduzione era proprio indispensabile per darvi l'idea che, parlando di economia forestale, non dobbiamo dimenticare la valenza economica, commerciale, finanziaria o economica nel senso di bene collettivo che le foreste hanno. Su questa figura, peraltro, ritornerò proprio nelle considerazioni conclusive. La presentazione è organizzata in 3 parti, ma fondamentalmente il cuore della presentazione è la prima parte, in cui vi darò dei dati di base di lettura del sistema foresta-legno veneto, accompagnandolo poi da una veloce chiave di lettura con delle considerazioni conclusive che capirete perché ho messo sotto il titolo di Carpe Diem. Allora, incominciamo con i dati di base. Ecco, questi sono i vecchi dati che abbiamo sulla superficie forestale del Veneto, aggiornata al 2015, 465.000, un quarto del territorio veneto coperto da bosco, di cui il 91%, quindi una percentuale molto alta, è stata classificata come disponibile al prelievo legnoso. Visto che siamo ad Agrimont, l'attenzione in questa slide, come nelle prossime, sarà soprattutto alla realtà della montagna bellunese. E ricordiamo che in questo contesto evidentemente Belluno ricopre un'importanza molto significativa. Il 50 e passa per cento della superficie forestale è in provincia di Belluno. Ecco, quali sono i dati sui prelievi? Chiamiamoli i prelievi Prevaia. Ecco, come diceva giustamente Giustino, almeno prima del RAF che verrà presentato, siamo in una selva oscura statistica. Dati pochi e probabilmente di qualità abbastanza incerta. Comunque, ci riferiamo a 460.000 metri cubi di legname prelevato dai boschi di montagna, più la componente importante e significativa, di cui non parleremo, ma è importante almeno una volta menzionarla, l'arboricoltura da legno, che significa soprattutto pioppeti, un prelievo che è di circa 1,2 metri cubi ettaro anno. Orazio Andric e i colleghi ci potranno confermare che si tratta di un prelievo che è solo una piccola parte dell'incremento medio stimato, intorno ai 5,5 metri cubi, quindi un quarto, forse un terzo del prelievo, dell'incremento medio che viene prelevato ed entra sul mercato. Ecco, una percentuale molto molto bassa. Infatti, se confrontiamo la percentuale del prelievo sullo stock totale di biomassa, nel Veneto è 0,56%, quando in Austria è 1,65% e in Francia è più di 4 volte, 2,12%. Ecco. E quante sono le imprese forestali nel Veneto? Qua abbiamo fonti diverse. Io, prendendo la fonte ufficiale Istat, per imprese nel senso di ditte boschive, imprese di utilizzazioni boschive, registro il dato al 2018 di 168 imprese. In effetti questo dato è molto simile
al dato delle imprese forestali che potremmo dire professionali, qualificate, con personale preparato, che sono quelle iscritte all'albo regionale. In totale 187, ben 107 di questi 187 lavorano prevalentemente in provincia di Belluno. Qualche dato sull'industria del legno. E qua sono le due serie storiche relative all'industria di prima lavorazione del legname, lavorazione industriale parliamo, quindi parliamo soprattutto, anche se non esclusivamente, di segherie, sono le barre verdi, e di seconda lavorazione del legname. Qua vedete già un dato abbastanza significativo che ci dà la misura del gap in termini di presenza, di capacità, di operatività industriale tra la prima e la seconda lavorazione. Evidentemente la seconda lavorazione comprende un insieme molto ampio e diversificato di imprese, di cui il cuore in termini di quantità e valore della produzione è immobili, ma abbiamo tanti altri settori produttivi. Peraltro questi dati sono anche in parte incompleti perché non riportano il settore pasta e carta, che nel Veneto è significativo. Quindi qua il messaggio che vi do è quello di un grande gap e di un certo processo di concentrazione e riduzione comunque dell'industria, più visibile, più significativo per quello che riguarda la seconda lavorazione. E la distribuzione territoriale di queste aziende, ecco, facendo riferimento soltanto alla prima lavorazione del legname, l'11% è localizzato nel territorio bellunese. Si tratta di 33 imprese, di cui, e questo è un sottoinsieme molto significativo, 5 società per azione, società a responsabilità limitata, ecco, dove abbiamo la presenza quindi delle attività fondamentali di lavorazione dei tronchi insegati. E per quello che riguarda i dipendenti, ma questo è il grafico parallelo a quello di prima, ma non espresso il numero di imprese, il messaggio però è sostanzialmente lo stesso. Abbiamo 11.000 persone impiegate nella seconda lavorazione dei prodotti legnosi e 1.700 nella prima lavorazione. E di questi 115, solo 115 nel bellunese, 7% del totale forza lavoro veneta, e 34 di queste sono organizzate in SPA, 34 di questi, scusate, dipendenti lavorano in SPA o in SRL. E cosa è successo con Vaia? Beh, con Vaia evidentemente tutti i dati legati all'ordinaria attività di prelievo sono saltati. E non abbiamo ancora una fotografia, l'Istat la sta costruendo e pubblicando in questi mesi, ma per quello che riguarda i dati complessivi, diciamo dal novembre 2018 fino al fine 2020, possiamo dire che abbiamo avuto nel Veneto 12.000 ettari di boschi distrutti, un volume di legname schiantato di 300.000 e di legname rimosso, ma qua i dati sono abbastanza incerti e contestati, di 750.000. Notate bene, è il legname rimosso, non è il legname venduto, che è molto di più. Quindi il 25% del legname che è stato distrutto da Vaia è stato portato fuori dal bosco, e qua ci sono tutti i problemi che possiamo comprendere, soprattutto quelli legati al futuro sanitario dei nostri boschi con il problema del bostrico. Ecco, a me preme sottolinearvi questi dati, che sono i dati che ho raccolto dalla banca dati dei bilanci delle aziende iscritte alla Camera di Commercio. Ecco, delle 13 imprese che rientrano nella categoria della prima lavorazione boschiva della provincia di Belluno, di queste 13 imprese registrate ufficialmente, 2 sono in liquidazione, 2 non presentano dati, il che è un indicatore molto negativo, 4 sono state caratterizzate da una dinamica di crescita del fatturato e 5 sono in forte crisi, ecco, che si vanno ad aggiungere alle 2 in liquidazione. Qual è il messaggio che io traggo dalla lettura di questi dati?
che nel complesso il settore industriale del bellunese, della prima lavorazione del legname, non è riuscito a trarre vantaggi dall'immediata disponibilità di materia prima a bassi prezzi. Ecco, non c'è stato un effetto di induzione, di moltiplicazione che l'evento Vaia ha determinato sulla capacità di lavorazione industriale nella realtà bellunese e in genere veneta. E questo è stato ricordato anche da altre persone che sono intervenute prima di me, è sicuramente un segno di grandissima debolezza. L'incapacità, nemmeno in una situazione emergenziale, di trarre vantaggio dalla disponibilità in loco di materiale. Ecco, come leggere questi dati? Qual è la lettura che noi possiamo dare? Allargando un pochettino lo sguardo dal Veneto al contesto italiano. Beh, il Veneto è il secondo produttore industriale in Italia dal punto di vista del valore della produzione dell'industria del legno. Quindi il quadro interpretativo che possiamo dare per l'Italia vale sicuramente nel Veneto. Ecco, quando noi dobbiamo costruire sinteticamente la filiera forestale, parliamo di 4 serie di operatori in successione: la proprietà forestale, le ditte boschive, la prima lavorazione, la seconda lavorazione. Il punto fondamentale è che queste 4 grandi insieme dovrebbero essere collegati da un rapporto molto forte, soprattutto per quello che riguarda le relazioni tra ditte boschive e la prima lavorazione in loco. Di fatto, nel contesto italiano questo rapporto si è andato fortemente indebolendo. Ecco, paradossalmente usiamo il concetto di sistema, ma è un sistema che non è sistema, non ha una caratteristica sistematica di rapporti di reciproca attivazione tra i settori. E questo a che cosa è legato? Ma è legato al fatto che la prima lavorazione, che notate bene comprende anche il settore fondamentale per l'economia italiana e soprattutto dei mobili, della produzione di pannelli di particelle, pannelli MDF, di pannelli compensate, sempre più si basa su materia prima riciclata, riutilizzata, proveniente dalla seconda lavorazione e dal consumo, dai prodotti finali. L'Italia nel sistema foresta-legno ha già in grandissima parte, soprattutto nel nord Italia, realizzato il modello dell'economia circolare. Sapete che l'Italia è il primo paese europeo in genere nel campo dell'economia circolare e il settore dell'industria del legno rappresenta la punta di diamante di questo sistema. Ci mettiamo fra l'altro nel sistema foresta-legno anche l'industria delle carte con la carta riciclata. E questo perché è avvenuto? Ma perché di fatto i prelievi in Italia e nel Veneto si sono andati stabilizzando su quote molto basse e il marginale incremento che abbiamo avuto nei prelievi di legname in Italia ha riguardato la legna a uso energetico e quindi la legna è quel prodotto che crea poco valore aggiunto. Il 16,2% del legname totale che noi preleviamo dai boschi va all'impiego a uso industriale. Fra l'altro tenete in considerazione che di questo legname a uso industriale una componente fondamentale è data all'apicoltura, almeno la metà di questo. E quindi il ruolo che le foreste seminaturali di montagna hanno nell'economia dell'industria del legno è stato sostanzialmente soppiantato. Produce più legname per l'industria il comune, l'Interland di Milano, di Torino, attraverso la presenza del polo industriale della Brianza e la forte capacità di riciclo di materie prime, che la montagna veneta, la montagna del nord-est. Ecco. E quindi siamo di fronte evidentemente a una filiera molto povera, che è andata fra l'altro crescendo nel mercato complessivo del legname, e penso che Marino Berton ci darà delle chiavi interpretative di politica forestale molto importanti per leggere questo fenomeno. Ecco.
E evidentemente l'altra soluzione fondamentale che abbiamo trovato nel mercato italiano per alimentare la prima lavorazione è l'importazione. E questi, senza scendere nel dettaglio, sono i dati. Ecco, 70 milioni di metri cubi equivalenti di legname grezzo importato, vi ricordate, a fronte dei 2 milioni di metri cubi di offerta interna, di cui uno sommariamente dalla piopicoltura. E voi capite che evidentemente la nostra dipendenza è assolutamente significativa, anche dello stesso legname grezzo, anche di tronchi. Importiamo legname grezzo per più di 3 milioni di metri cubi, senza parlare dell'importazione di segati di conifere e di segati di latifoglie. Ecco. Dati che ci fanno veramente riflettere, perché fra l'altro da questi segati di conifere e latifoglie che potremmo in parte produrre nel mercato italiano, potremmo ricavare tutta una serie di residui e di sottoprodotti che invece ci troviamo a importare. E siamo nella situazione di importare quantità veramente significative di cippato, di residui in legno, addirittura di legna da ardere, oltre che di pellet in legno. Evidentemente in questo contesto l'obiettivo fondamentale, ancora prima di produrre di più, è produrre meglio, produrre in maniera più qualificata e qualificare l'importazione, perché va detto che dietro quei 70 milioni di metri cubi che importiamo c'è anche una componente abbastanza significativa di legname che importiamo, creando problemi di degrado forestale e deforestazione nei paesi esportatori. Ecco, evidentemente se noi riuscissimo a produrre meglio, a spostare l'asse verso la produzione di qualità a fini industriali, avremo anche più a cascata prodotti di scarto, prodotti residui per alimentare la filiera a fini energetici. Finisco. Vi dicevo, volevo finire con questo invito, carpe diem. Cogliamo l'occasione. Ecco, cogliamo l'occasione, siamo in un momento straordinario, è già stato ricordato, ma permettetemi di menzionare il fatto che tra poche settimane avremo la strategia forestale dell'Unione Europea, dopo aver approvato pochi mesi fa quella per la biodiversità e la Farm to Fork, che danno indicazioni sulla gestione delle risorse forestali. A livello nazionale siamo anche qui in un momento strategico. Vi posso dire, e questa è la prima volta che viene detta in Italia, che il 16 giugno abbiamo una riunione del comitato tecnico relativo alla strategia forestale nazionale, comitato che ho l'onore di coordinare. E lì io spero che la strategia forestale nazionale verrà sul piano tecnico approvato. Ci saranno poi i passaggi politici. Dopo l'estate daremo attuazione al PNR, che ha una parte di investimento anche se limitata al settore forestale. Andiamo verso una graduale decontribuzione delle centrali a biomasse, e questo, pensate all'importanza, con 2 impianti di una certa significato nel bellunese, l'importanza che questo potrà avere per l'economia delle biomasse nella nostra regione. A livello regionale stiamo uscendo faticosamente dall'emergenza Vaia e andiamo verso una situazione che dovrebbe essere normale. Stiamo dando forme e contenuti importantissime al nuovo PSR e quindi stiamo anche programmando l'allocazione di fondi al settore forestale. È il momento strategico fondamentale per pensare in grande. Ecco, avremo anche il RAF Veneto, avremo una base informativa, dobbiamo fare un salto di qualità, anche pensando al futuro. Il futuro è il futuro della decarbonizzazione. Io leggo la decarbonizzazione in maniera, devo dirvi, molto preoccupata, come una crescita molto significativa della domanda di prodotti, di materie prime dall'agricoltura e dalle foreste. E questi sono i settori interessati, sono settori dove abbiamo già delle presenze, anche nel Veneto, abbastanza significative e che andranno sicuramente a emergere ancora di più nella crescita economica di questa società che si decarbonizza. E allora è giunto il momento di ragionare su una strategia per la Regione Veneto. Io penso che ci siano tutte le precondizioni, e le precondizioni per pensare in grande, cioè per pensare alle risorse forestali in quella dimensione che prima veniva ricordata. Ecco,
Evidentemente abbiamo di fronte delle scelte tattiche che non so quanto condivisibili. Le scelte tattiche di vedere il settore forestale solo come un problema di protezione civile, di stabilità idraulica, in una logica che era la logica no, se hai intenzione di andare, provaia. vai, se no non Io andare, penso basta, che non prendermi per dobbiamo il superare culo. questa Ok? logica Io e ho buttato via pensare in un'ora grande. secca, è un'ora che sono in Grazie giro, a un'ora quel gruppo di lavoro e 10 sull'economia minuti, politica forestale. perché Annalisa, spegni. Mi spiace che gli ultimi passaggi siano stati un po' disturbati. Sì, magari penso che abbiate colto cortesemente... ugualmente il messaggio finale. Sì, no, appunto, se cortesemente riesci a ridirci gli ultimi 3 minuti, penso sia meglio che così, perché si è Beh, penso che le slide fossero chiare di per sé. È proprio necessario che torni indietro? No. Vabbè, Immagino, Mimmo, che Mimmo, ma sei capito, Mimmo, sei capito. Va bene, io volevo dare un'opportunità in più, ok. Grazie allora al professore. A voi. Prego. Sì, grazie al professor Andrea Petenella, grazie mille. Davide Petenella, perché ho detto Andrea non lo so, ma scusa Davide. Allora, io penso che in particolare le conclusioni del professor Petenella siano quelle che adesso ci devono far molto meditare. Abbiamo un momento, come posso dire, viviamo un momento strategico, ecco, anche per il settore forestale. Devo dire che credo che di questo siamo tutti consci, i numeri però che sono stati presentati adesso pongono il tema in maniera molto chiara e quindi forse c'è anche la necessità appunto di veramente essere molto efficaci. Allora, quindi dopo aver dato uno sguardo alla foresta veneta e a questi numeri significativi, adesso forse è il caso di, proprio per essere pronti alle sfide che il professor Petenella ci ha disegnato, cercare di comprendere quali sono le opportunità che vengono dopo la tempesta Vaia, che è stato un momento forse che poteva essere anche di grande, come posso dire, di grande coscienza per il mondo forestale. Allora a questo punto abbiamo subito una riflessione di Giustino Mezzalira che finalmente ci spiegherà perché parliamo di risveglio della foresta. Prego Giustino. Sì, a me dispiace molto intervenire 2 volte, d'altra parte come avete visto la prima introduzione, l'introduzione generale era a carico proprio della direzione di Veneto Agricoltura e voleva fondamentalmente dare conto del fatto che sta per uscire questo rapporto. Mimmo mi ha un po' tirato le orecchie, ma io sapevo cosa sarebbe stato detto dal professor Petenella e quindi mi è sembrato assolutamente inutile porre l'accento su numerini sintetici senza il tempo. Lo avremo il tempo, lo avremo a breve durante la presentazione ufficiale che avverrà, come ho detto, entro il mese di giugno, non c'è ancora una data in questo momento, l'avremo poi a settembre e andremo molto a fondo durante il festival, quindi io ringrazio veramente soprattutto per questa chiarezza e anche l'enfasi con cui il professor Petenella ci ha mostrato i numeri che ci hanno fatto capire, penso che a questo punto non serva altro, insomma, per capire perché si parla di un gigante addormentato. Potenzialmente la foresta è un gigante. In molte altre economie non lontane da noi, i numeri che derivano dall'economia forestale si confrontano con i numeri dell'agricoltura. Non occorre essere la Finlandia dove l'8% è agricolo e il resto sono foreste e laghi, ma basta solo fare qualche centinaio di chilometri o decina di chilometri dai nostri territori per trovare aree molto simili a noi per copertura, per anche struttura socio-economica, dove il settore forestale dà contributi completamente diversi rispetto a quelli che dà. E ripeto, non è solo una questione di metri cubi di legname. Torno allora brevemente a condividere il mio schermo per far passare così alcune considerazioni. Le mie sono sempre delle considerazioni sostanzialmente da osservatore. Noi non siamo
non siamo un centro di ricerca, siamo un'agenzia che accompagna osservando molte cose e stimolandone molte altre. Ecco, allora riparto da quel documento che Mimmo prima ci ha già fatto vedere, a testimoniare proprio dell'impegno che l'agenzia ha per quanto riguarda queste cose. Grazie fra l'altro a molti contributi anche di chi sta parlando oggi. Nel 2017 era uscito nella nostra collana I Quaderni, noi dedichiamo mediamente un quaderno all'anno, e nel 2017 avevamo ritenuto di dedicare il nostro quaderno al tema del risveglio. Come vedete c'è sempre questo tema del sonno, del risveglio, qualcuno pensa anche al sogno, all'incubo, ecco, si può giocare molto sulla metafora del sonno e del risveglio. E di questo noi avevamo dato conto, e qui osservate la non casualità di oggi, avevamo dato conto in occasione di Agrimont. Nel marzo del 2018 avevamo presentato il contenuto di questo quaderno e devo dire che aveva avuto un notevole successo. Ricordo una sala a Longarone veramente piena di persone, molto molto attente. Ecco. E questo lavoro si concludeva con un'analisi SWOT dove analizzavamo da osservatori quali siamo le criticità e le opportunità che la foresta veneta porta avanti. Noi non siamo la regione, quindi non siamo noi che definiamo le politiche, che non definiamo le risorse, che destiniamo le risorse, non siamo la ricerca che si occupa di tutti i temi sfaccettati. Oggi abbiamo sentito i temi economici nelle analisi del professor Pettenella. Ecco, noi possiamo stimolare molto, siamo dei piccoli gestori perché gestiamo tra il 3 e il 4% della foresta veneta e cerchiamo di usarla fondamentalmente come un laboratorio. Ecco, di lì a poco, voglio seguire questo filo logico, marzo 2018 presentiamo questo, ottobre del 2018 arriva Vaia ed è inutile che continuiamo a dirci quello che anche oggi ci stiamo dicendo. Ecco. Usiamo spesso la parola shock. Io più volte ho ripreso proprio dal professor Pettenella invece l'esempio dello stress test, perché secondo me veramente, come ci è stato mostrato anche oggi, Vaia ha messo a nudo in modo impietoso quelle che sono le debolezze. Se dopo Vaia le imprese forestali principali del nostro territorio, invece che esplodere e avere un boom di fatturato, si sono trovati in molti casi addirittura in crisi, e quindi in un certo senso questo eccesso di offerta a basso prezzo, perché poi è quello presumibilmente che ha giocato in modo negativo, perché alla fine i margini si sono comunque ridotti per primi, perché i proprietari hanno avuto una disastrosa perdita di capitalizzazione delle loro foreste, perché è andato via legname a un prezzo che spesso era solo il 20-30% di quello che era prima della tempesta, ma anche le imprese si sono trovate a lavorare su margini talmente ristretti che solo certi bestioni strutturati che sono arrivati da noi approfittando della situazione hanno potuto mettere a frutto, e sappiamo anche di imprese importanti venute da fuori che si sono comunque trovate decisamente in crisi. Ecco, i numeri sono passati 1000 volte. Quello che voglio sottolineare, e questo lo faccio e poi comunque faccio parte di un sistema regionale, è che la tempesta Vaia va vista per noi forestali e per noi che guardiamo al nostro territorio montano guardando due aspetti. Da un lato è stato l'impatto drammatico sulla nostra comunità, sulle nostre infrastrutture, sulle nostre case. Per fortuna non abbiamo pagato un prezzo altissimo, e questo va dato atto, mi pare sia stato riconosciuto da tutti, che è dipeso molto anche da una buona capacità di allerta che il nostro sistema regionale ha avuto, avvisando la gente: state attenti, quello che sta per arrivare sarà catastrofico, state a casa, non muovetevi. E difatti abbiamo pagato un prezzo eccezionalmente basso in vite umane se lo compariamo con la devastazione che è avvenuta a scala territoriale, con il dissesto idraulico, con i danneggiamenti alle opere, alle infrastrutture, eccetera, eccetera. Ecco, il Veneto, come tradizione, d'altra parte, ha reagito estremamente bene nella prima fase, quella della protezione civile, perché rapidamente, in tempi proprio reali, sono state messe in salvo persone, cose. È stato, nel giro di pochi giorni, poche settimane, è stato assicurato un rapido ritorno a quella che io chiamo una relativa normalità, perché eri comunque davanti a intere vallate sconvolte, a versanti che erano diventati irriconoscibili. Anche nella fase 2 devo dire che la nostra regione ha
dato veramente un grande esempio e siamo riusciti, grazie all'impegno del nostro Presidente, a fare arrivare importantissime risorse. Fino a questo momento sono stati impegnati già in oltre 1400 cantieri, oltre 600 milioni di euro, che sono serviti a mettere sostanzialmente di nuovo in sicurezza il territorio, sistemando versanti, soprattutto opere di tipo di sistemazione idraulico-forestale e così via. Noi stessi come Veneto Agricoltura, adesso che abbiamo anche l'onere di gestire i cantieri del SIF, siamo stati presenti ovunque con i nostri cantieri sul territorio. E nel mentre avveniva questo, nel mentre Vaia ci dava questo terribile scossone, e penso che non siamo ancora assolutamente usciti appunto dalla fase emergenziale, il territorio continuava a mandare dei messaggi e io li osservo da anni e cerco di interpretarli, in alcuni casi partecipiamo come agenzia, ecco. E questi segnali mi hanno fatto usare la metafora di un gigante assopito, che non vuol dire che però sta lì prendendo un sonno che poi finirà con una bella con un russare profondo. Ecco. Mi sembra che questo assopimento cominci a dare qualche segno di risveglio. Ho visto, penso alla realtà per esempio del nostro Consiglio, dove c'è stata una fortissima capacità di reazione da parte del tessuto delle imprese, dove abbiamo avuto tempi, passatemi la metafora, da Alto Adige per quanto riguarda il recupero del legname di valore, anche un metodo altoatesino, quote a tutte le aziende, tutti hanno lavorato, nessuno era stato a casa, non abbiamo messo in competizione tra di loro le aziende, le abbiamo fatte lavorare tutte e molte aziende hanno investito in modo importante. Ho visto arrivare macchine che non sarebbero mai state neanche immaginabili prima della tempesta Vaia. Ho visto il Consorzio Legno Veneto, che esiste ormai da molti anni, come si dirà poi il suo presidente, crescere molto, cominciare a sviluppare molte iniziative. Penso allo sviluppo che c'è stato con la RIR Foresta Oro Veneto, per esempio. Ho visto partire una piattaforma digitale integrata che si chiama It4, che adesso sta decollando. Ho visto finalmente una rete di teleriscaldamento di grandi dimensioni prendere forma. La piccola rete che c'era su ad Asiago, che di fatto scaldava l'ospedale e poche altre utenze, ha fatto un salto e sta portando il teleriscaldamento a circa 500 utenze una delle principali cittadine turistiche del territorio della montagna veneta, e con l'idea che poi non ci si ferma lì, ma si potrà estendere ad altre realtà in un territorio che, vi faccio notare, è metanizzato. E a proposito di che cosa andremo a fare con il PNRR, spero veramente che non vedremo risorse per andare a metanizzare comuni o frazioni di comuni di montagna che non hanno ancora il metano, perché sarebbe veramente una sciocchezza imperdonabile. E ho visto arrivare nel Veneto alcuni importanti progetti europei. Cito i due che conosco meglio perché ci vedono impegnati come agenzia. Mi riferisco al progetto BioDelta4, che per la prima volta in Europa ha dato un sistema rapido, veloce, oggettivo per misurare il livello di biodiversità degli ecosistemi forestali e per esempio permetterci di avere dei meccanismi di controllo all'interno della pianificazione forestale, tant'è che adesso la Regione sta ragionando se implementare nelle sue linee guida per la pianificazione forestale quanto messo a punto da questo progetto innovativo. È già stato citato prima l'arrivo di un progetto LIFE, è un LIFE importante, un LIFE di quasi 6 milioni di euro, che riguarderà proprio il dar valore alle zone distrutte da Vaia, non vendendo o non basando l'economia sulla vendita del legname, ma basandola sui prodotti secondari del bosco, in particolare il miele, i piccoli frutti, le piante officinali, e non a caso ha come lead partner un'importante impresa veneta. Ma cosa importante di questi giorni, grazie all'impegno molto molto diretto del nostro direttore, finalmente si torna a parlare di consorzi forestali in una regione che i consorzi li aveva sviluppati tra le prime. Ricordo solo il lavoro del professor Umberto Bagnaresi, il consorzio di Santo Stefano di Cadore, le vicende anche di altri importanti consorzi forestali come quello della Sinistra Piave. Poi in una certa fase
storica nella nostra regione si è ritenuto che lo strumento dei consorzi forestali non fosse più adeguato, non fosse utile, eccetera, eccetera. Adesso invece, grazie anche all'impegno di Federforeste, di cui sentiremo poi la testimonianza, è arrivato il momento di fare rinascere i consorzi, e noi come proprietari, come gestori delle foreste, delle grandi foreste demaniali, abbiamo un ruolo fondamentale, mettendo a disposizione sia le superfici che poi competenze tecniche laddove il territorio ne vorrà approfittare. Ecco. Ma stanno riprendendo anche cose importanti, o iniziando cose importanti nella formazione forestale. È stato sottolineato nella fase introduttiva di quanto ci manchi sostanzialmente questo aspetto della formazione forestale. Siamo partner del progetto For Italy, e proprio nel prossimo mese nella nostra foresta del Cansiglio ci sarà un importante laboratorio di formazione di istruttori forestali a scala nazionale, quindi verranno istruttori da mezza Italia a formarsi nel nostro territorio. Se volete, alla fine, ne parlerà poi il presidente di Longarone Fiere, in questi anni, dopo Vaia, come reazione a Vaia, Longarone Fiere ha fatto nascere una fiera specifica, un festival sulle foreste. Siamo stati non poco disturbati dal Covid nella edizione del 2020, e quest'anno ci si presenta con importanti aspettative, visto anche che quest'anno verrà ospitato Boster Nord-Est nel nostro territorio della foresta del Cansiglio. E infine, ne abbiamo parlato prima, l'elaborazione del primo rapporto annuale sulle foreste, e anche qui sicuramente quello che ha fatto Vaia ha dato uno stimolo fondamentale. Ecco, quindi, come ha detto anche il professor Pietanella, e come hanno detto mi pare anche coloro che hanno parlato nella fase iniziale, sentiamo noi forestali, noi nel mondo forestale sentiamo la necessità che dopo Vaia ci sia una fase 3, quindi che ci sia una strategia per il settore forestale, e quindi ci sia prima di tutto un piano di recupero e valorizzazione dei boschi colpiti, ma che questo sia parte di un piano di rilancio del settore forestale regionale. L'auspicio, l'attesa da parte di tutti coloro che operano in questo settore è che la Regione voglia, come si dice, fare sul serio. Sappiamo che muoversi nel mondo forestale è come muovere tanti pezzi diversi su una scacchiera molto complessa. La metafora della scacchiera a me piace molto, la uso spesso nelle mie presentazioni. Qui di fatto ci troviamo a giocare una partita, e se vogliamo la possiamo vincere. Quindi non è una partita già persa. Io a volte sento del pessimismo, non è successo niente dopo Vaia, ma siamo praticamente al giorno dopo rispetto a Vaia. Ecco, il mio auspicio è che, mettendo insieme due cose fondamentali, uno che deve venire dalle imprese, dal settore privato, che è quello dell'innovazione, che deve essere di prodotto ma deve essere anche di processo, con certe capacità aggregative che magari fino a questo momento non abbiamo visto, e dall'altra parte la Regione che faccia pienamente il suo compito, che è quello della governance sostanzialmente. Ecco, se noi riuscissimo a creare una scacchiera dove interagiscono innovazione delle imprese e capacità di governance, penso che lo shock di Vaia possa essere uno shock benefico, che ci possa permettere di sviluppare una strategia coerente, dare stimolo alle forze imprenditoriali. È stato detto prima, un momento così non lo vedremo mai più, tanti soldi così non li vedremo mai più. Se non facciamo rinascere le segherie adesso, quando le faremo rinascere? Se non costruiamo le reti di teleriscaldamento adesso, quando costruiremo le reti di teleriscaldamento? Ecco, quindi io sono preso veramente da una fase che non penso sia di uno stupido entusiasmo, ma una fase di grande attesa e di grande speranza, dove però è fondamentale che ci sia una piena complementarietà tra il ruolo che può giocare la Regione, il settore pubblico e il settore privato. Grazie per la vostra attenzione. Bene, e allora abbiamo terminato questa seconda tappa del nostro percorso di quest'oggi. Quindi abbiamo visto le criticità e le opportunità dopo la tempesta Vaia. Adesso sinceramente 3 potrebbero essere le azioni chiave per il rilancio dell'economia forestale. Noi cerchiamo di approfondirle, sono state tutte citate nelle relazioni che finora si sono seguite, però adesso forse è bene approfondirle punto per punto. La filiera foresta, legno, energia è una delle più significative, e quindi Marino Berton, che con AIEL ha approfondito questi temi da qualche decina d'anni, più di decina d'anni, peraltro lo salutiamo perché
diciamo che fra poco, ciao Marino, ma diciamo che forse non lasci il posto, però voglio dire, sei in una situazione anch'io, in cui appunto se guardiamo i giovani che vengono avanti. Allora, sentiamo veramente, parliamo di questa filiera importante foresta, legno, energia. Prego. Allora, grazie a tutti, sto cercando di condividere lo schermo e sto vedendo se mi viene bene. Allora, vediamo anche così. Dammi Mimmo l'ok se lo schermo è condiviso. Sì, vediamo bene. Grazie. Molto bene. Naturalmente grazie per l'invito, grazie a Veneto Agricoltura e grazie a Longarone Fiere e a tutti coloro che sono in collegamento. Devo fare delle premesse molto rapide, ma vorrei stare strettamente nei tempi perché vedo che stiamo già andando piuttosto avanti nei nostri tempi di oggi e le premesse però sono semplici. Le relazioni che mi hanno preceduto vi hanno dato la precisa dimensione della complessità della vicenda forestale, per dirla così. Quindi io vi parlo nella consapevolezza di parlare di un pezzo di quella complessità, di un pezzo naturalmente. Quindi è con questo approccio, con questo atteggiamento che è costruita la mia comunicazione. È un pezzo di questa grande complessità e che è il pezzo, diciamo così, della vicenda energetica che ha un ruolo, ma certamente è insieme, importante insieme però nell'ambito delle cose che molto bene hanno evidenziato in particolar modo Davide e Giustino nelle loro due ottime comunicazioni. Detto questo, passo a dirvi delle cose. Energia dal legno in Veneto. Mi avete chiesto anche di provare a mettere la testa sopra alla nostra regione. Quanta, dove, come. È il solito problema. E dove stanno questi dati? Scarsi rilevazioni ufficiali. Pensate che l'Istat, che dovrebbe fare questo, anzi lo ha fatto, l'ultimo risale nel 2013, se non vado sbagliando 8 anni fa. Ecco, 8 anni fa ha fatto un'indagine Istat sui consumi della filiera legno-energia. Tuttora quei dati vengono presi a riferimento, ma da allora a oggi è cambiato molto, ci sono stati dei cambiamenti più profondi e significativi e quindi questo è un problema che si ripete, diciamo così. Si ripete, abbiamo pochi dati, ma alcuni dati ci sono però, per fortuna. Alcuni hanno delle provenienze, delle modalità di costruzione piuttosto poco, come dire, poco secondo me seri, altri invece sono il frutto di stime più laboriose. Proveremo a vedere qualche cosa insieme. Quindi dico, mancano dati eppure c'è un primo dato importante. Il rapporto statistico del GSE, quindi il più recente, che è uscito peraltro anche da poco, pur essendo il rapporto statistico riferito al 2019, ma il GSE normalmente esce con il report statistico un anno e mezzo dopo, ma perché è un lavoro anche piuttosto complesso da fare. Questa slide vi dà conto del fatto che le bioenergie, la parte termica delle bioenergie è in assoluto la più importante delle rinnovabili nel nostro paese e lo è anche la più importante in Europa. Ma dire la parola più importante cosa vuol dire? La slide successiva che conia invece il termine del gigante sconosciuto, autentico gigante sconosciuto nell'ambito energetico, dà conto di questa cosa qui. Guardate, questi sono i dati più aggiornati che possiamo in questo momento avere, però le biomasse solide per la produzione di energia termica è in assoluto la principale fonte di energia rinnovabile del nostro paese. Dico in assoluto, attraverso una modalità di individuare dei modi per contabilizzare i megatep, i milioni di tonnellate equivalenti petrolio, cioè un'unità di misura uniforme fra termica, elettrica e energia per i trasporti, sempre nel mondo delle rinnovabili. Ecco, trasformando tutto in milioni di tonnellate equivalenti petrolio, le biomasse solide producono una quantità di energia rinnovabile nel fronte termico pari a 6,45 megatep.
La seconda rinnovabile del nostro paese è l'elettrica, di gran lunga sotto, diciamo così, quasi la metà, ma poi le pompe di calore. Il fotovoltaico è minore di 3 volte, ecco, lo vedete 2,04 e via discorrendo, l'eolico non ne parliamo, e poi c'è tutto il resto, biocarburanti, biogas, biomasse solide, ecco, biomasse solide per l'elettricità, no? Biomasse solide per l'elettricità, anche questo è un altro pezzo del ragionamento, cioè quella parte di energia elettrica che viene prodotta attraverso le biomasse solide, che farà parte molto brevemente della mia comunicazione. Ma questi numeri è così, cioè il 30% di tutta la rinnovabile del nostro paese è questa. Ecco perché il gigante è sconosciuto, perché noi quando parliamo, ci fermiamo per la strada, parliamo con la gente, i nostri amici, la rinnovabile, fotovoltaico, qualcuno dice le paleoliche e qualcuno forse si ricorda anche dell'idroelettrico, è finita lì. Non è così, è sconosciuta, ma è un gigante, è enormemente importante, e questi numeri sono così importanti per la rendicontazione nei confronti dell'Europa. Abbiamo dei doveri, abbiamo il dovere di raggiungere degli obiettivi, quello del 2020 è stato raggiunto e ben superato, e il prossimo sarà quello del 2030 e poi ancora il 2050. Obiettivi sfidanti nel fronte delle rinnovabili, ma senza le biomasse solide, per esempio per la termica, questi obiettivi sarebbero inarrivabili. Ma di questa consapevolezza quanto si sa? Niente, poco, non si sa. E poi ancora, guardiamo il Veneto, cosa possiamo trovare di dati di informazione? Ecco, abbiamo un'informazione interessante, sempre dal rapporto statistico del GSE, che misura i consumi diretti di biomassa solida nel settore del riscaldamento residenziale, lo sottolineo. Che cosa dice questa tabellina? Ci dice che praticamente siamo quasi a pari merito con il Piemonte come prima regione d'Italia nei consumi di biomassa solida nel settore residenziale. 25.000, qui stiamo in unità di misura utilizzata dal GSE, sono i terajoule, cioè una quantità energetica. Ecco, 25.413 in Piemonte, 25.107 nel Veneto. Voi capite che insomma siamo sostanzialmente nel podio, molto più in là, un po' più in là la regione Lombardia, e poi stranamente uno potrebbe dire ma è così la Campania, pur essendo regione del sud, ha consumi di biomasse legnose piuttosto importanti. Ma ancora altre informazioni. Questa cartina ci dà una restituzione più grafica, no? Di questo che vi ho detto io, dei consumi diretti di biomassa solida. E quindi stiamo parlando di biomassa legnosa, è evidente, no? Stiamo ragionando di questa. Veneto e Piemonte sono, come vedete, il marrone più scuro, e via via tutto il resto, con Lombardia e Campania che vengono a seguire, ma anche Calabria significativa. Tutte restituzioni grafiche, ma ancora parziali nel nostro ragionare, perché noi stiamo ragionando dei consumi. Ecco qui un progetto molto interessante che si chiama Prepare, è un progetto LIFE che vede coinvolte tutte le regioni del bacino padano e anche di più, insieme alla Slovenia ed altri stati. Questo progetto ha un sottoprogetto che si occupa specificatamente della qualità dell'aria e ha fatto un lavoro interessantissimo, una stima su un'indagine che ha coinvolto un'indagine statistica di 20.000 famiglie come campione significativo. 20.000 famiglie non è poco nel settore della statistica se si somministra un questionario fatto in maniera qualificata, e questo lavoro è servito a costruire una serie di dati, di informazioni. Come vedete quanto affamati siamo di dati per poter ragionare sul dato e capire cosa facciamo, chi siamo, cosa stiamo facendo, dove si sta andando. Ecco, in questa slide vedete che il Veneto praticamente, questi sono gli apparecchi, il numero di apparecchi, sono praticamente 700 circa, oltre 700.000 apparecchi, stufi a pellet, camino chiuso, cucine a pellet, termocucine, caldaie, caminetti aperti, stufi a legna, 254.000, eccetera. Vedete numeri importanti, numeri significativi. Quindi il Veneto in questo scenario, rispetto alle regioni importanti del nord Italia, sicuramente ha un elemento di primato. Quindi questo testimonia di che cosa? La grande diffusione popolare, tuttora grandissima diffusione popolare proprio
nelle famiglie, diciamo così, dell'utilizzo dei combustibili solidi, quindi di legna sostanzialmente, pellet e in qualche caso anche cipato, all'interno delle nostre famiglie. Ancora un po' di altre informazioni, sempre da questo progetto LIFE Prepare realizzato dalle regioni, abbiamo anche delle stime in termini invece di tonnellate anno consumate. Come vedete in questa slide, nelle regioni prese in considerazione dal progetto ha praticamente il primato, qui praticamente superiamo il Piemonte e quindi siamo la prima regione di questo quadro importante di regioni del nord Italia che ha un primato nell'ambito del consumo sicuramente di legna, ma certamente una presenza molto significativa anche nel consumo di pelle. Ma tutto questo che cosa ci dice? Ancora un pezzo parziale della nostra riflessione, perché poi il collegamento poi con la foresta non è sempre così automatico, no? Non è sempre così facile, perché un conto è ragionare dei consumi, ma poi da dove viene questo prodotto, dove è prodotto, dove questo materiale e la relazione diretta con il sistema forestale. Ecco, questo è un'operazione ancora più difficile, perché qui davvero proprio Hic sunt leones, qui non ci sono informazioni ed è difficilissimo riuscire a fare un ragionamento molto collegato. Possiamo fare delle riflessioni correlate. Intanto è stato parlato del teleriscaldamento, che è importantissimo. E quanti reti di teleriscaldamento ci sono in Veneto? Non ci sono dati ufficiali, non ci sono. Sono molto poche, comunque scarsamente diffuse rispetto, per esempio, alle potenzialità che abbiamo, soprattutto nelle aree interne montane, e rispetto anche alle regioni come Lombardia e Piemonte, che negli anni passati, tutto sommato, una certa sviluppo delle reti di teleriscaldamento da biomasse forestali le hanno sviluppate. Non parliamo nemmeno del rapporto rispetto all'esperienza dell'Alto Adige, perché non c'è storia. Alto Adige ha un'esperienza, una diffusione di reti di teleriscaldamento molto significativa. È meglio neanche che parliamo del rapporto con l'Austria. L'Austria ha una presenza così diffusa di reti di teleriscaldamento anche a scala piccola, territoriale, di piccola comunità nelle aree montane, che è neanche inutile, come dire, diffondersi su questo tema. Poi c'è l'altro tema: quanti impianti per la generazione elettrica da biomasse in Veneto? La parte invece di generazione elettrica, pochissimi, bisogna dirlo, sono praticamente 4, noi citiamo i 3 più conosciuti: Ospitale di Cadore e Longarone, che sono in provincia di Belluno, c'è il grande impianto di Porto Gruaro e poi c'è qualche cosina a Porto Marghera, punto. Ecco, punto. Questi impianti però sono pochi, però sono importanti. Perché sono importanti? Capiamoci anche qui, no? Non è che pensiamo che il modello potrà essere questo da sviluppare in maniera diffusa per il futuro, ma questi impianti sono importanti perché questi impianti raccolgono il cipato, soprattutto il cipato di tipo B, e cioè quel cipato che deriva da cimali, da ramaglie, cioè dalla gestione forestale, quella parte di materiale che diversamente non si saprebbe nemmeno dove portare. È importante, è un punto di riferimento questi impianti per le imprese boschive di questi territori, che utilizzano anche questi impianti per poterli approvvigionare di materiale, ed è un punto, diciamo, di sfogo interessante, anche se i prezzi di questo materiale non sono poi così significativi. Apro e chiudo una parentesi rapidissima. Qualcuno sostiene, in particolare gli amici di Federlegno Arredo, che questo tipo di impianti fanno competizione sul mercato dei materiali, dei prodotti per la produzione di pannelli e quant'altro. Niente di più sbagliato, assolutamente no. Gli imprenditori boschivi e forestali non sono scemi. Quando sono in bosco e hanno un lotto da tagliare, hanno un bel toppo di abete rosso ed è buono, è pulito, è ordinato, quello va in segheria perché semplicemente glielo pagano meglio. Sarebbe inaccettabile, impossibile sul profilo del mercato. Già il mercato ritira il cipato di tipo B per queste centrali a prezzi, diremo, francamente molto bassi, dove il costo del trasporto incide tantissimo, e quindi si sarebbe bevuto il cervello
quell'imprenditore boschivo di andare a usare per scopo energetico del materiale che potrebbe avere invece una destinazione. E il valore del mercato di questo cippato è talmente basso che assolutamente se non ci fosse quel prezzo resta lì nel bosco quel prodotto lì, perché altrimenti non c'è incentivo che tenga. Ecco, chiusa la parentesi, proseguiamo con il nostro ragionamento per dire che le reti di teleriscaldamento però invece sono un'opportunità grandissima per il territorio della regione Veneto. Io cito un esempio virtuoso che a noi piace molto, quello di Sereno del Grappa, che è un esempio da replicare. Un teleriscaldamento che riscalda la scuola, la casa di soggiorno, il municipio, il centro servizi, la farmacia del paese e che fra poco potrà ulteriormente anche allacciare anche altre. Realizzato attraverso un contributo importante della regione Veneto. Sono 5 utenze pubbliche e private, 650 kW di potenza, si consumano 170 tonnellate di cippato, c'è un bellissimo elettrofiltro che garantisce un livello della qualità dell'aria migliore di quello della strada. Fantastico, la tecnologia lì ha sviluppato molto e quindi siamo arrivati. La tecnologia di combustione è veramente di altissimo livello e inoltre viene usata esclusivamente la biomassa del territorio e questo serve per quelle imprese boschive, forestali, professionali che trovano in questi impianti attraverso dei contratti pluriennali di approvvigionamento che trovano un significato, un futuro, i giovani, la possibilità di svilupparsi e molto altro che per brevità non voglio qui, ma che tutti voi capite. Cito uno che sono anche le piccole reti di teleriscaldamento che possono avere nella nostra regione delle grandissime opportunità di sviluppo. Guardate, abbiamo parlato, alcuni di voi accennato il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ebbene, dentro quel piano lì c'è una misura piccolina che parla del teleriscaldamento. È la misura M2C3.3, sottomisura investimenti 3.1 e si chiama proprio sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento. Non ci sono tantissimi soldi, ci sono 120 milioni di euro rispetto alle enormi cifre che ha il PNRR. Però guardate, questo è riportato testualmente dal piano, è un estratto e dice delle cose molto precise e dice quindi a tale riguardo priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente generato da fonti rinnovabili. Immaginano di realizzare 330 km di reti di teleriscaldamento e di finanziare la rete ma anche l'impianto, la tecnologia. Siamo capaci noi veneti di poter mettere in pista un po' di progetti? Lo chiediamo anche alla politica che ci deve appoggiare. Sì, un po' di queste risorse siamo capaci di realizzare. Non serve di fare gli enormi impianti, ma un buon impianto in un contesto, in una vallata, in un territorio, al servizio di una comunità locale di montagna, la risposta è affermativa, ci saranno delle opportunità e qui dovremo capire e coglierle perché altrimenti facciamo le battaglie per portare a casa i risultati e poi non siamo capaci di realizzare gli impianti e questo sarebbe veramente grave. E non è finito qui, vado avanti molto rapidamente per dire un'altra misura contenuta nel PNRR sono le Green Communities e ci sono 140 milioni. Saranno realizzate 30 Green Communities e queste comunità nei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono. Acqua, boschi e paesaggio, diceva prima Davide. In particolare l'ambito di tali piani includerà in modo integrato la gestione integrata e certificata del patrimonio agroforestale e poi ancora la produzione di energia da fonti rinnovabili e poi ancora lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile. Ebbene, questa capacità di progettare in maniera integrata è interessantissima. Siamo capaci di mettere in pista 2 o 3 di queste green communities? Sì che siamo capaci. Forza, ci diamo da fare, costruiamole dal basso attraverso un processo partecipato con le comunità locali, non top down naturalmente. Ma per fare queste cose abbiamo bisogno anche di strumenti e di strutture. Abbiamo bisogno di infrastrutture. Le piattaforme logistico-commerciali non sono dei centri commerciali, sono le strutture fondamentali per le imprese forestali, dove il legname prelevato dai boschi viene stoccato, essiccato, stagionato, processato, da destinare ai vari usi, all'industria del legno, per gli impianti energetici. Cioè un'infrastruttura logistica
prossima ai soprassuoli, che svolge importanti funzioni di ottimizzazione logistica dei processi a valle dell'utilizzazione boschiva, ma è uno strumento per qualificare l'impresa boschiva e forestale. Cioè un'impresa boschiva e forestale non può soltanto avere il forwarder, non può avere il trattore forestale e basta, deve avere la piattaforma organizzata, gestita, perché è il luogo dove poi può organizzare bene la produzione e la commercializzazione. L'esperienza ci ha dimostrato che queste infrastrutture sono determinanti per avviare la sostenibile mobilizzazione del legno locale, la sua valorizzazione a cascata, la presenza di imprese forestali con piattaforma, sia individuali che in forma associata, è decisiva per garantire nel tempo le forniture di cipato di qualità idonea agli impianti tecnologici locali. Questo è un elemento importantissimo. E allora noi abbiamo naturalmente... Io do per scontato, ma non è per niente scontata, non ci può essere gestione, valorizzazione energetica delle biomasse forestali senza una gestione forestale attiva e sostenibile. Altrimenti di cosa stiamo parlando? Ma questo elemento è strettamente legato alla presenza di imprese forestali qualificate e professionali. Qui non si tratta più, insomma, di andare in bosco con la motosega, scarpe da ginnastica e vediamo di far su un po'. No, qui bisogna essere organizzati, attrezzati, ecco perché la piattaforma, ecco perché le reti di teleriscaldamento, ecco perché i contratti pluriennali, questi sono elementi fondamentali, ma bisogna avere strumenti, le strutture. L'industria di prima lavorazione del legno è stata citata ed è importante, è stata abbandonata negli anni scorsi, ma dobbiamo riprendere con vigore, usare le risorse che abbiamo per rimettere in piedi questa realtà che ha un ruolo importantissimo per il territorio, per queste imprese. Le piattaforme logistico-commerciali di cui ho parlato, le reti di teleriscaldamento, la cogenerazione, il calore di processo, la possibilità di scaldare gli alberghi di montagna, la possibilità di fare come fa la Menzgasser in Alto Adige nel processo della produzione delle confitture di frutta, usa molto calore e questo calore viene usato dal cipato dei boschi locali, dalla gestione forestale di quei boschi naturalmente. Ma bisogna avere le politiche, dei sistemi incentivanti, non assistenziali, che sono lo start-up per mettere in moto questi processi, ma naturalmente anche il coinvolgimento delle comunità del territorio. Ripeto, guai, non si possono fare operazioni top-down, bisogna costruirle dal basso. Mi avvio a concludere per dire una gestione attiva dei boschi per un'economia circolare wood-based nell'ambito della parte energetica. Noi abbiamo delle proposte molto concrete e su queste ci vogliamo confrontare. La prima azione è sostenere il consolidamento e la nascita di nuove imprese forestali qualificate e professionali, supportando la realizzazione delle piattaforme logistico-commerciali a scala regionale. Questa è una misura, è un'azione, nel prossimo PSR dovremo dare uno sforzo in quella direzione lì, perché abbiamo verificato che laddove riusciamo a realizzare la piattaforma abbiamo un'impresa professionale qualificata che ne regge negli anni e avrà un futuro anche per le giovani generazioni. L'azione 2 è sostenere gli investimenti da parte dell'industria di prima lavorazione, proveniente naturalmente da materiale del legno proveniente dal territorio regionale, ma per produrre impianti di produzione di pellet. Brevissimamente, il pellet, l'Italia è il primo consumatore al mondo di pellet a scala domestica. Abbiamo superato i 3 milioni di tonnellate. Ne produciamo pochissimo, facciamo fatica a fare 500.000 di tonnellate. E il Veneto ha una delle più importanti aziende che produce il pellet, ma ne fa 50, 60, 70.000 tonne. Cifre molto contenute. Ma il pellet da cosa si fa? Dalla segatura, dalle segherie, la segatura che deriva dalla segagione del tondo, tavole buone per tutto il settore dell'arredamento, le travi, i materiali, i pavimenti, la bioedilizia, tutto quello che va bene e la segatura, che è un coprodotto, va come prodotto fondamentale per la produzione del pellet. Quindi più segherie, più segatura, più pellet nazionale, più pellet veneto, più pellet qualificato, certificato, tracciato nel territorio. E quindi noi abbiamo bisogno di far partire nuove imprese che producono pellet, ma che devono essere fortemente correlate all'industria di prima lavorazione del legno. E la terza azione, e qui sono proprio a concludere, è quella di sostenere
degli investimenti per la realizzazione di moderni impianti tecnologici a biomasse. Quando dico moderni, dico che le tecnologie in questo settore hanno fatto passi da gigante. Abbiamo oramai delle vere eccellenze qualitative nelle tecnologie, nell'utilizzo energetico delle biomasse, per produrre calore, per fare micro e mini cogenerazione ad alto rendimento, al servizio di che cosa? Di tanti segmenti, delle industrie, di calore di processo, quindi per gli alberghi, per gli agriturismi, per le reti di teleriscaldamento pubbliche e private. E quindi climatizzare e calore di processo negli alberghi e nelle strutture ricettive, climatizzazione e calore nei processi per reti di riscaldamento nei comuni montani, calore di processo nei settori agroindustriali e industriali. Abbiamo degli spazi per poter lavorare fantastici, importanti, che generano un'economia circolare, sostenibile e di territorio soprattutto. E di questo ne abbiamo tanto bisogno. E con questo mi fermo, perché naturalmente bisogna scegliere di cosa parlare, altrimenti si rischia di andare troppo avanti. Grazie. Grazie, non so cosa c'entra questo pesce, visto che siamo in montagna, ma per carità va bene, grazie. Guardalo bene. Sì, l'ho visto. Sì, è fatto di legna. L'ho visto, sì, certo. Grazie Marino Berton, grazie anche per, come posso dire, la foga, ecco, con cui hai affrontato questo tema, che è importante, tema che per certi versi adesso è propedeutico alle due prossime relazioni, e quindi subito, per non perdere tempo, anche perché siamo un po' in ritardo, quindi Michele, mi raccomando, allora linea a Michele Neyns di Federforesta e Coldiretti, che ci parla appunto di uno dei temi che Marino, ma forse anche sicuramente le due relazioni precedenti hanno affrontato, ovvero i consorzi forestali. Prego. Forse il microfono spento, Michele, non ti sentiamo, o almeno io non ti sento, non ti sentiamo ancora. Chiedo a Franz Zan. Sicuramente il microfono spento, sicuramente si vede dalla sua immagine. Sì, confermo che ha il microfono spento. Ecco, adesso è attivato. Ok, perfetto. Michele, scusate per la presentazione. Vedete la presentazione? Tutto a posto? Sì, ok. Sì, vediamo a posto, grazie. Allora, innanzitutto anch'io un ringraziamento a Longarone Fiere e anche a Veneto Agricoltura per l'invito. Niente, parto dalla fine, nel senso che le slide le avevo già preparate e di fatto per oggi dovrò parlare un po' a braccio, nel senso che gli interventi che sono stati fatti hanno un po', diciamo così, aggiunto già dei particolari e quindi evito di dire due volte le stesse cose. Parto dalla fine, nel senso che a me è piaciuto particolarmente quello che ha detto Marino Berton e condivido. Parto dalla fine perché probabilmente oggi abbiamo bisogno di organizzare l'offerta di Legnano. Organizzare l'offerta per permettere alle segherie di lavorare, per permettere alle imprese boschive di lavorare, per permettere di approvvigionare gli impianti di teleriscaldamento. E se non organizziamo l'offerta e andiamo sul mercato sfilacciati e senza un'organizzazione e un'aggregazione, non ci sarà la possibilità di fare quello che fino a qui è stato detto, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione energetica. Faccio un attimo di dietrologia e parlo del prima di Vaia, no? Qui si è messo, ormai siamo prima di Vaia e dopo Vaia, come diciamo così anche era storica. Di fatto prima di Vaia, vedete, io rappresento Federforesta ma rappresento anche Coldiretti, ci eravamo trovati sui tavoli provinciali appunto di Belluno per parlare della filiera forestale, no? E da me, ma anche da qualcuno che è magari tra i relatori o comunque, quindi cito Giustino Mezzalira, ma piuttosto che anche Orazio Andri e qualcuno dei suoi collaboratori, parlammo di una segheria a Belluno. E devo dire che trovammo delle parecchie difficoltà, perché non si prese neanche anche dalla parte politica, nel senso che un'idea che avevamo, lo posso dire tranquillamente, era quello di utilizzare i fondi dei comuni confinanti per realizzare nel bellunese una segheria moderna, una segheria comprensoriale
che tagliasse, che utilizzasse, industrializzasse il legname locale, no? Non solo magari bellunese, ma anche quello vicentino, perché no? E andasse a produrre poi all'interno della filiera tutte quelle, diciamo così, a cascata, no? Perché il termine è esattamente quello, andasse a produrre a cascata tutti quei prodotti che poi portavano all'utilizzazione del legname in tutte le sue forme, no? Ecco, in quel momento l'impressione è stata che le categorie economiche, quindi entro, no? Nel senso della filiera, gli artigiani, piuttosto che gli industriali, piuttosto che anche come si dice, i proprietari dei boschi non fossero interessati alla filiera, vendevano troppo bene il legname, lo vendevano a un prezzo così alto e l'utilizzazione e le ditte estere pagavano così bene che non c'era la necessità di aggregarsi. No? Ci abbiamo provato in Comelico con le regole, ci avevamo provato sul Vicentino, presente ho visto Marco Grendene, no? Ma prima di Vaia non c'era una grande idea di aggregare l'offerta di legname. Cosa intendo dire quando parlo di aggregazione? Intendo dire che i proprietari forestali, perché di questo stiamo parlando, Federforeste è un'organizzazione che passa e guarda ai proprietari di boschi, quindi al primario, a quella che è la produzione di legno, no? Di legno, e poi guardo anche al dottor Petenella, anche agli altri servizi ecosistemici che il bosco produce e che è in grado di fornire. Però da questo punto di vista dico che non c'era, no, prima di Vaia questa necessità, no? Forse stavamo troppo bene, ecco, questo è il mio parere. E devo dire che sui tavoli provinciali se ne è parlato per un certo periodo, dopodiché molta era la paura nei confronti delle grandi segherie austriache, via dicendo. Vaia è stata una svolta. Vaia è stata una svolta perché, come detto da Giustino, è stata, no, una prova di quello che eravamo, di quello che la filiera forestale veneta, bellunese, forse anche italiana, poteva mettere in campo, e abbiamo visto tutte le difficoltà, no, che abbiamo avuto nel gestire quella incredibile massa di legname, che ancora oggi, no, come abbiamo visto, per gran parte è a terra, nel senso non la stiamo utilizzando. Ecco, perché allora i consorzi forestali? Perché oggi da più parti ci viene la richiesta di provare a mettere assieme quella che è una filiera organizzata. I consorzi forestali non sono altro che il primo anello di una filiera forestale, l'anello produttivo, l'anello che, se volete, usando termini agricoli, è il latte in una cooperativa, no? Che poi quel latte lo può trasformare, no, in una latteria, e poi lo può anche vendere attraverso magari un punto vendita. Beh, allo stesso modo i consorzi forestali dovrebbero riuscire a convogliare al loro interno l'offerta di legname. Il bello è che possono essere pubblici o privati. Quindi di fatto il consorzio forestale, quindi l'aggregazione, poi lo vediamo anche brevemente di come si può costituire un consorzio forestale, è l'aggregazione di proprietari di boschi pubblici, lo ribadisco, quindi comuni, per esempio, no? Qui da noi molte proprietà sono appunto degli enti comunali, ma anche privati. Pensiamo a tutta la parte alta della provincia di Belluno, pensiamo alle regole. Quindi l'aggregazione di soggetti, in questo caso pubblici e privati, ma pensiamo anche all'integrazione dei soggetti privati proprietari di boschi. Quindi il comune è proprietario di una determinata area e limitrofa a questa ci sono una serie di proprietari che non pensano minimamente a gestire il loro patrimonio forestale, ma che lo stanno lasciando di fatto abbandonato perché non riescono ad arrivarci, perché non hanno più le forze, perché se ne sono dimenticati. Ecco, allora il consorzio potrebbe essere un'opportunità per arrivare, lo vedevo prima dai dati presentati dal professor Petenella, no? 133.000 ettari assestati e 460.000 ettari di foreste, no? C'è un bel margine di gestione ancora all'interno. Magari sono boschi più poveri sicuramente, no? Sono boschi che magari non hanno quella finalità, però come diceva Berton prima c'è la necessità di capire se sono gestiti correttamente, se c'è una gestione sostenibile, perché quella è la richiesta di mercato. Ecco allora l'aggregazione dei soggetti proprietari, no? Indispensabile anche per fare massa critica. Ma immaginiamo un consorzio forestale, quindi i proprietari, che aggregano al loro interno anche altri soggetti della filiera. Magari pensiamo alle imprese boschive. Pensiamo che il consorzio possa avere dei dipendenti
o che il consorzio possa aggregare delle imprese forestali che magari all'interno del consorzio possono operare direttamente, perché un grosso vantaggio del consorzio è di operare come un soggetto privato e quindi di assegnare magari direttamente a quell'impresa boschiva che è socio del consorzio una parte di quei lavori, di quelle attività di utilizzazione che invece sarebbero oggetto di forme di, diciamo così, cessione diversa, quindi aste o quant'altro. Ecco, questa è già una prima aggregazione. Farei un passetto in più, visto che abbiamo parlato anche delle segherie, ma perché no? Se avessimo dei consorzi forti che sono di proprietà pubblica e anche privata, ma perché no? Anche i proprietari potrebbero, diciamo così, creare una prima lavorazione del legno. Oggi, forse Bozza lo dirà dopo, io non credo che ci siano oggi operatori in grado di dire va bene, domani mattina ci metto lì i soldi per fare una segheria che industrializzi il legno, che faccia pannelli XLAM, che lavori con il teleriscaldamento, con i residui di quella segheria, direttamente vicino a quella segheria, magari creandola vicino a poli industriali che possono essere tranquillamente teleriscaldati. Ecco, questo è un ragionamento che necessita e che parte dall'anello, lo dicevo prima, l'anello dell'aggregazione dell'offerta. Ho citato prima il discorso di Vaia, ma vediamo subito quelle che sono, no, che cos'è un consorzio forestale. Quindi è una impresa agroambientale. Agroambientale perché? Perché di fatto oltre alla parte silvicolturale, quindi del bosco, c'è anche la parte relativa all'utilizzazione agricola, no? Il consorzio potrebbe fare anche un'attività non, diciamo così, esclusiva nell'utilizzazione forestale, ma potrebbe svolgere quella che viene definita attività esterna. Un consorzio quindi che ha anche la possibilità di essere multifunzionale, di utilizzare beni di proprietà pubblica, penso alle malghe, piuttosto che a utilizzare e a sistemare la sentieristica di una determinata area. Potrebbe anche gestire punti informativi, perché no? Quindi un soggetto che a seconda delle necessità del territorio, molto, diciamo così, molto collegato a quella che è la necessità del territorio e alla tipologia del territorio, che riesce a diventare quasi una giacca su misura di quel determinato territorio, che può permettere di sopperire a quelle mancanze o quelle necessità che quel determinato territorio ha. Quindi da questo punto di vista dico è necessario pensarla, ok? Per fortuna nell'ultimo periodo, devo dire, dopo Vaia, Giustino lo ha sottolineato più volte, si è risvegliato qualcosa, no? Questo gigante si è risvegliato perché molti enti pubblici si sono accorti, e ve ne siete accorti anche voi, non più tardi di qualche mese fa, insomma, Confartigianato citava i costi delle materie prime andate alle stelle. Per fortuna se ne siamo accorti, no? Perché fino a qualche anno fa il legno andava bene che provenisse dall'Austria, questi 6 milioni di tavole importate, che secondo me sono tavole di tondame che va in Austria e che poi noi rimportiamo lavorato, probabilmente lasciando il valore aggiunto totalmente da altre parti, dottor Peterinella. Però su questo bisognerebbe fare un'opportuna analisi, magari l'avete già fatto. Detto questo, ecco, ragioniamo sul fatto di riuscire a organizzare l'aggregazione, okay, di soggetti, no? Abbiamo detto prima, privati, pubblici o di beni collettivi, okay, che hanno una destinazione agro-silvo-pastorale. Il consorzio di per sé è molto facile, nel senso che il consorzio è costituito, viene creato uno statuto, viene creato un regolamento, non sto qui, non è una lezione sui consorzi forestali, chi è interessato poi possiamo approfondire il tema, però che è su base volontaria. Nessuno ci obbligherà a costituire consorzi volontari, no? Non lo farà neanche la Regione, che abbiamo sollecitato più volte affinché legiferi in questo senso, dia opportunità anche nelle nuove programmazioni, magari proprio nel piano di sviluppo rurale, che venga riconosciuta l'entità del consorzio forestale e che venga anche, diciamo così, aiutata nella sua costituzione, ma non solo, anche nella sua successiva, nelle attività che va a svolgere.
consorzio non fa utili, okay? Ma porta alla realizzazione di un beneficio per i consorziati, cioè i comuni che partecipano a un consorzio decidono all'interno del loro statuto come organizzarsi, quali sono i proventi, come vengono utilizzati i proventi, ma potrebbero anche totalmente utilizzare quei proventi per, ne so, il miglioramento dei boschi, della viabilità silvopastorale, vi dicendo. Altro tema importante, perché come diceva il dottor Andric prima, non è vero che si taglia poco. Provincia di Belluno, mi ricordo, non so se è presente, però Daniele Belli mi ricordò un convegno forse di Agremon di qualche anno fa, che in provincia di Belluno si taglia legname, se ne taglia anche tanto, è che si taglia sempre nello stesso posto. Si tagliano i lotti comodi perché ovviamente dal punto di vista economico sono più vantaggiosi, e abbiamo una grande quantità di boschi invece che sta invecchiando. Ecco perché aggregare significa poi riuscire in qualche modo anche a gestire situazioni più ampie, no? Passare su più comuni, avere l'autorizzazione di proprietari o di non proprietari. I dottori forestali che sono presenti sanno quant'è difficile poi andare anche a prendere i soldi del PSR, e se le norme non ci permettono di arrivare all'autorizzazione da parte del proprietario. Ecco, per questo dico, proviamo a organizzare prima e a risolvere prima i problemi che si potrebbero creare. Vado via veloce. Michele, cortesemente, se puoi andare verso la conclusione, per piacere. Vado veloce, Mimmo, scusami, mi sono dilungato. Questa parte dell'assemblea dei soci, eccetera, la saltiamo, e quindi velocizzo questa parte qui che è assolutamente amministrativa. Guardiamo l'attività del consorzio. A me piace portare questo elenco di cose che si possono fare: la gestione dei prodotti forestali, tutti i prodotti forestali, il legno in primo luogo, ma i funghi, i patentini dei funghi, piuttosto che le strade, piuttosto che il turismo. Il consorzio potrebbe diventare anche la casa di quei soggetti che oggi, ripeto, hanno boschi, che non sanno cosa farsene o che non sanno come gestire, che potrebbero invece intervenire positivamente all'interno di un'area gestita e via dicendo. Termino dicendo che effettivamente questa è un'opportunità importante. Il PNRR ha delineato delle linee guida importanti, e credo che sia necessario per le foreste venete e bellunesi in particolare, da bellunese lo dico, di coglierle, di saperle cogliere, quindi sia dal punto di vista non soltanto, ripeto, dei contributi, ma per una volta dico che sarebbe opportuno utilizzare bene i soldi e fare scelte coraggiose e concrete. Questo me lo sento di dire. Passatemi la battuta: 600 milioni di euro spesi per Vaia, forse avremmo dovuto spenderne forse un decimo, ma forse meno, forse molto ma molto meno, un ventesimo, ecco, per creare quella filiera forestale che effettivamente manca nel bellunese, manca in Veneto, e che ci avrebbe risolto forse parecchi problemi. Grazie. Molto bene Michele, grazie anche perché questi temi che vengono posti adesso sono stati posti da te, sono stati posti da Marino Berton, ma anche ovviamente in modo più generale dalle relazioni precedenti. Mi pare che comincino a delineare molto bene le necessità, ecco, le cose che si devono fare adesso, sottolineo quel devono, e vediamo se, sono sicuro certamente Enzo Bozza, il presidente del Consorzio Legno Veneto, immagino, come posso dire, concluderà questo cerchio. Abbiamo detto che 3 sono le azioni chiave, quindi ecco le segherie che mancano, Presidente, vero? Sì, però vorrei, se mi permette, partire un attimo prima e partire dal basso, dai proprietari forestali. Io ho apprezzato tutti gli interventi, però devo dire almeno un po' di cose. Prima cosa, Vaia è quasi tutto, una gran parte comunque è a terra. Ci siamo chiesti perché è a terra, magari è a terra anche perché non riusciamo ad andare a prendere il materiale, perché ci vuole magari l'elicottero piuttosto che il processore, e quindi il proprietario boschivo, piccolo proprietario, non ha le risorse o non viene pagato per poter prendere su quel materiale. Ed ecco qui che il consorzio sicuramente potrebbe aiutare.
potrebbe aiutare in maggior modo se fossimo tutti uniti. Io rappresento il Consorzio Legno Veneto che, come diceva Giustino, è nato nel 2012 ed è dal 2012 che cerchiamo di battere un po' tutte le strade per arrivare al nostro fine, che è quello di utilizzare correttamente i boschi che abbiamo. Allora, piccoli proprietari forestali, è giusto che si consorzino, ma è giusto che abbiano un unico referente. Può non essere il Consorzio Legno Veneto, però io ho visto, ho sentito gli interventi dei rappresentanti della CIA, di Coldiretti, e ognuno ha il suo piccolo, diciamo, proselito di associati. Beh, uniamo le forze, facciamo sì un consorzio, ma lo facciamo unico. Uniamo tutte le nostre forze, non andiamo a perderci in rivoli, ognuno con i propri associati. Noi siamo disponibili a questo, disponibili a intavolare una discussione con il dottor Dall'Acqua, ne abbiamo parlato un mese fa, se non più. Troviamoci, sediamoci attorno a un tavolo, discutiamo di tutti i problemi, a partire dai problemi dei piccoli proprietari forestali. Per quanto riguarda l'aspetto invece delle segherie, che mancano totalmente, nel 2013, un anno dopo essere fondato, siamo andati, e me lo ricordo benissimo perché ho partecipato all'incontro, a chiedere a Veneto Sviluppo la possibilità di avere dei fondi per effettuare questo investimento della segheria. Eravamo un gruppo di imprenditori disponibili a metterci del proprio, ma purtroppo il problema è che i conti non tornano. Perché nessuno investe? Perché i conti non tornano, perché una segheria, per essere alla pari, cioè per far pari, non per fare utile, per far pari, deve tagliare circa 200.000 metri cubi di tronchi all'anno. Dove li riperiamo 200.000 metri cubi quando i nostri comuni tagliano sì e no solo al bisogno, non c'è una politica forestale, non sappiamo dove andare per i tronchi, non c'è nessun imprenditore che è disponibile a cacciare dei soldi per un'azienda che, se va bene, farà 0 di utili. Se non c'è un intervento in qualche maniera, in qualche misura cofinanziato, dove anche la politica si renda conto di questa necessità, probabilmente non andremo da nessuna parte. E per farlo bisogna che siamo tutti, che abbandoniamo tutti il nostro piccolo orticello e che tutti facciamo una massa critica per dare i nostri riscontri alla politica. Io penso che sia fondamentale questo da imprenditore, perché tutti gli imprenditori hanno come scopo l'utile. È logico, un'azienda deve fare un utile. Quindi non è possibile pensare di fare un'azienda a utile 0 e che sia finanziata completamente dagli imprenditori. Non ci sarà nessun imprenditore che lo fa. Se poi parliamo delle biomasse, vi faccio un piccolo esempio. Alcune aziende, tra queste anche la mia, hanno fatto analizzare i propri scarti di produzione dal TESAF e sono risultati gli scarti idonei alla produzione di un pellet di categoria A1. Peccato che la normativa europea conceda ai nostri colleghi d'Oltralpe di produrre pellet da scarti di lamellare o di pannelli di X-Ram, mentre la normativa italiana non lo concede. Basterebbe un semplice adeguamento di questo per avere una risorsa di materia prima, non dico infinita, ma sicuramente ragguardevole, invece di importare il pellet d'Oltralpe. Peraltro importiamo un pellet prodotto dagli scarti di produzione del lamellare e dei pannelli X-Ram come Natura Plus è A1 e noi non lo possiamo produrre. I nostri scarti vanno non venduti, vanno pagati all'esportazione come rifiuti speciali. Possiamo capire la differenza tra pagare per esportare un rifiuto e incassare per un prodotto. È notevolissima. Tutto questo, chiaro che porta a una dismissione delle nostre aziende. Se le nostre aziende non hanno possibilità di avere utili, non è possibile che vivano. Quindi io direi, per far sintesi, e apprezzo tantissimo tutto quello che è stato detto, perché è proprio nella direzione dove vogliamo andare noi come consorzio, però dobbiamo cominciare noi a sederci attorno a un tavolo
e su questo discutere per prima dei nostri problemi. E una volta risolto tutto questo, andiamo a presentarci alla politica dicendo questa è la nostra massa. Se no continueremo a discutere in eterno, come abbiamo fatto dal 2012 finora in consorzio, ma non caviamo il ragno dal buco. Siamo passati per il VAIA, stiamo pagando i prodotti dall'estero, li stiamo pagando in qualche caso addirittura il 100% in più, e subiamo questo in maniera del tutto passiva, mentre i nostri tronchi continuano ad andare a essere segati all'estero. Non c'è più tempo da perdere, bisognava farlo prima, però siamo a questa situazione, ma non bisogna partire di qui una settimana, bisogna partire domani. Bisogna partire domani e bisogna dire effettivamente come stanno le cose, informarne la politica e farmi prendere atto di questo. Mi avete sentito? Sì, stiamo sentendo, anzi c'è qualcuno che dovrebbe chiudere il microfono perché forse ci disturba leggermente anche l'audizione, ecco, quindi coloro che hanno i microfoni accesi. Pensate ai problemi che ha un piccolo proprietario forestale che si trova magari a confinare con il comune ma non ha la strada di accesso ai boschi. Per far sì che lui possa vendere il suo bosco o possa coltivarlo, dobbiamo dargli l'opportunità di poterlo vendere poi. Quindi dobbiamo in qualche maniera aiutarlo, è l'anello più debole. A questo anello poi seguiranno i boscaioli, che senz'altro hanno bisogno anche loro di aiuto, ma per entrare nel bosco hanno bisogno della strada anche loro. Dopodiché, una volta determinato effettivamente quant'è la nostra massa di legname che abbiamo a disposizione, potremmo pensare a dire bene, facciamo una segheria. Questa segheria che produrrà segati, ma anche pannelli di IXA piuttosto che travi lamellari, e concentrerà una certa produzione, ha bisogno di tot metri cubi all'anno. Ce li abbiamo? Allora il consorzio può fare un contratto di filiera e dire sì, eccoli qua. Il piccolo proprietario forestale che ha la fortuna di avere l'appezzamento in strada dovrà in qualche maniera, non dico rinunciare al suo utile, però partecipare se non altro attraverso il consorzio alle spese dell'altro piccolo proprietario forestale che ha il lotto un po' più in alto e non ha la strada di accesso. Finché ognuno di noi guarda solo il proprio piccolo orticello, è difficile andare da qualche parte. Non abbiamo una montagna di boschi frammentata e non riusciamo a, se io domani mattina facessi una segheria e avessi bisogno di 200.000 cubi di tronco, probabilmente dovrei prenderne 100.000 in Austria perché forse riesco a farne 100.000 in Italia. Allora, mi pare che il grido di allarme sia molto chiaro e molto preciso. Mi pare che il Presidente Bozza abbia detto con grande concretezza e anche con grande franchezza qual è il problema. Del resto nessuno di noi fa il passo più lungo della gamba, tanto per dirlo in termini molto banali, quindi se c'è da fare business siamo tutti disponibili, però ci devono essere le condizioni. Adesso sfortunatamente io penso che questo grido d'allarme debba essere assolutamente accolto da chi ci ascolta. Ho la sensazione che però noi dobbiamo anche accogliere quanto forse anche diceva Michele Nenz, cioè quello che bisogna fare, come si dice, massa critica, bisogna cominciare a camminare insieme, deve essere come posso dire, deve essere un sentimento comune, quello di andare verso la costituzione di un sistema a filiera che sia sostenibile. E quando si dice sostenibile in questo momento non parlo soltanto della questione ambientale, ma parlo anche della questione economica. Io vorrei, visto che siamo in chiusura, grazie Presidente Bozza, dare la parola al Presidente della fiera di Longarone Fiere, dando a lui, Gianangelo Bellati, dando a lui la chiusura e chiedendo se la fiera può essere, ecco, il punto di riferimento perché si crei un'aggregazione che possa portare a questo punto anche le istanze ai decisori che poi ci devono permettere di rendere questa filiera sostenibile in tutti i sensi. Prego Bellati.
Grazie Mimmo Vita, grazie mille, perché hai praticamente in 2 parole detto quanto io volevo appunto dire. Adesso avvio il video perché l'organizzatore aveva impedito che io potessi essere visibile. Effettivamente è così. La grande novità per la quale stiamo lavorando insieme con Veneto Agricoltura, poi con la Regione Friuli Venezia Giulia, sempre disponibilissima a questa, diciamo, avventura che è la fiera, il Festival delle Foreste, e con tutti gli altri enti che vanno, adesso si è inserita la FAO, il Ministero, Unione Europea, nelle istituzioni della Commissione del Parlamento Europeo, adesso altri paesi e autorità pubbliche di altri stati, è proprio quella di fare questa organizzazione da megafono di tante cose che ho sentito oggi. Io credo che l'incontro di oggi sia un ottimo, diciamo, antipasto per quello che è la fiera delle foreste. È, diciamo, un'ottima... scusami, ma se è tirato via il link, non so perché, vabbè. Mi sentite, spero, perché non vedo più la telecamera. Comunque ti sentiamo, ti sentiamo. Perfetto. E quindi, fate il contatto. E allora credo quindi che diciamo, questo antipasto sia proprio utile per capire dove noi vogliamo arrivare con la fiera, il Festival delle Foreste. Allora, intanto vi do alcune diciamo, anticipazioni. Noi avremo concentrato nel venerdì, sabato e domenica, 12, 13, 14 settembre, appunto questa Fiere Festival insieme con Boster Nord-Est. Abbiamo acquisito come Fiera di Longarone il marchio Boster Nord-Est e con esso anche tutta l'organizzazione che sta alla base, e speriamo anche tutte le imprese che dovrebbero partecipare a Boster. Questo perché? Perché da una parte noi abbiamo festival, dall'altra abbiamo fiera e Boster. Con la fiera noi vogliamo portare tutte le imprese del settore legno, collegato però anche a quello ambientale. Avete anche voi fatto riferimento negli interventi precedenti all'importanza di quella che è il Green Deal, la biodiversità e altre importanti decisioni a livello europeo, e quindi l'aspetto dell'ambiente è strettamente collegato a quanto stiamo portando avanti col settore delle foreste. Dall'altra parte vorremmo avere le aziende di Boster, perché sono delle grandi imprese che quindi giocano bene su un terreno come il Cansiglio. E poi c'è il festival, che deve essere un po' il vero megafono per far capire a tutte le autorità nazionali, internazionali, quelle che sono le problematiche. È quindi molto importante però anche l'individuazione delle imprese giuste. E qui c'è una grande novità, che oltre che Boster, oltre che Fiera delle Foreste, l'altra grande novità è che non faremo la fiera a Longarone, ma la traslochiamo, diciamo, nel Cansiglio. Per cui, grazie anche al contributo finanziario messo a disposizione da Veneto Agricoltura, che ci permette quindi anche di organizzare un grande tendone vicino alla base missilistica, l'ex base missilistica che c'è sul Cansiglio, potremo ospitare almeno una cinquantina di imprese, anche perché lungo tutti i percorsi, speriamo che il tempo sia clemente, avremo dei gazebo. Abbiamo già degli stand istituzionali ed enogastronomici di paesi anche non europei che si sono prenotati. Quello che ci interessa però in questo momento è soprattutto sollecitare le imprese del settore di tutto il nord-est prima di tutto, ma comunque anche dei paesi limitrofi. Dal punto di vista, e quindi su questo stiamo lavorando soprattutto noi come fiera. Invece c'è il comitato presieduto dal professor Cavalli, il comitato tecnico scientifico, al quale contribuisce anche molto lo stesso Giustino Mezzalira, che ne è stato presidente l'anno passato, l'anno precedente, il quale dobbiamo a lui, a Mimmo Vita, sempre il nostro ringraziamento, adesso anche al direttore Nicola Dell'Acqua che si sta dando da fare per questa importante iniziativa. Il comitato ha già previsto tutta una serie di interventi, di convegni, di seminari. Fa piacere che ci sia di nuovo a IEL,
che parla del legno cippato, del progetto Rosewood, dei biocombustibili di qualità, del progetto Dolomiti Green. Poi abbiamo ANARF, che è qui rappresentata anche dal suo presidente, quindi abbiamo Alberto Negro, abbiamo il ruolo delle foreste, conciliazione tra funzione ambientale e quella economico e sociale. Poi abbiamo ARGAV, Associazione regionale giornalisti agroalimentari e ambientali del Veneto e Trentino Alto Adige, sulla forestazione urbana. Abbiamo la Camera di Commercio Treviso Belluno sulla nuova piattaforma, quella per la commercializzazione del legname del Veneto, Coldiretti sulla assicurazione dei soprassuoli forestali, Conaibo che presenta un convegno sull'imprenditoria forestale moderna, sulla sicurezza sul lavoro e tracciabilità del cippato. Poi abbiamo il Consorzio Legno Veneto, Polo Tecnico Centro Consorzio Scuola del Legno, sugli edifici multipiano in legno e l'esperienza europea del progetto Big Wood. Abbiamo la Fondazione Angelini, Centro Studi sulla Montagna, Federforeste Veneto Agricoltura, sulla foresta dei bambini, educazione sostenibile sulle risorse ambientali forestiane. Poi abbiamo il Distretto Culturale del Friuli Venezia Giulia, i richiami della foresta con un concerto in presenza, un altro con l'Orchestra Tiepolo. Poi abbiamo la Rigoni, che è la prima contraente del progetto LIFE di cui vi avevo accennato, di cui siamo partner anche noi, che con Veneto Longarone con noi presenterà il progetto LIFE VAIA, che ha sostanzialmente come obiettivo quello di capire come utilizzare le zone che sono state devastate dalla tempesta Vaia, non per forza col bosco ma anche con culture alternative che diano anche un reddito e che quindi siano, diciamo, sostenibili. Poi abbiamo l'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, abbiamo che fanno vari interventi anche sul loro ruolo, della loro professione e sulla resilienza nelle foreste e nelle collettività di montagna con il loro ruolo di nuovo. Poi abbiamo la comunanza delle regole dell'Alpago. Tenete presente che abbiamo posticipato di una settimana l'evento che doveva essere il primo fine settimana di settembre, ma siccome vogliamo essere coordinati e complementari alle altre iniziative del territorio, ed essendoci sull'Alpago delle manifestazioni sportive, sul primo fine settimana abbiamo, d'accordo con i sindaci dell'Alpago, posticipato al secondo e quindi si parla con loro dello sfruttamento alternativo dei prodotti forestali, e dell'esperienza delle regole nel settore. Poi abbiamo l'Università di Padova che parlerà del contributo della ricerca forestale per la gestione e valorizzazione delle foreste. Stiamo aspettando ulteriori interventi che non devono per forza riguardare il territorio solamente di Longarone o delle Dolomiti. Per esempio stiamo aspettando anche un progetto che verrà presentato che riguarda l'utilizzo dell'Arsenale di Venezia ai fini dell'artigianato e dell'utilizzo del legno, perché è anche giusto che, come sappiamo, dal Cansiglio il legname serviva per fare famosi remi nel passato, ma anche legno per le imbarcazioni. Quindi cercare di avere un quadro d'insieme che possa essere anche un'esperienza utile ed interessante, anche grazie al richiamo di Venezia e delle Dolomiti, per tutti gli altri paesi o le altre imprese. Perché chiudo, ecco, dicendo che questa fiera ha la grande ambizione di voler diventare, grazie al festival e grazie a Vostra Nord-Est, una fiera internazionale secondo quelli che sono poi i parametri regionali, perché riteniamo, e qui concludo veramente, che se i nostri temi che affrontiamo vengono associati, come ho detto all'inizio, al Green Deal, alla biodiversità, a tutti i temi ambientali che ci sono anche all'interno, l'avete citato voi negli interventi precedenti del Recovery Fund, possiamo contribuire anche a quella attività di progettazione nazionale ed europea per portare risorse sul territorio, perché poi per risolvere tanti dei problemi da voi citati occorrono sicuramente delle risorse. Se noi avremo una forte attività di comunicazione sarà anche perché Mimmo Vita lo sa molto bene, ci sono delle risorse messe a disposizione da un ente importante come la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, che quindi ci aiuteranno in una forte azione di promozione e divulgazione. Ecco, quindi io vi ringrazio molto, vi ho detto delle cose ancora provvisorie perché tutto in fieri stiamo ancora raccogliendo ulteriori idee e iniziative. Non abbiamo ancora avuto
le idee di iniziative che ci dovrebbero arrivare sia dalle istituzioni europee che da quelle nazionali, ma abbiamo aspettato prima di raccogliere quelle locali. Chiudo cogliendo l'occasione, come ho detto all'inizio, di ringraziare questo gioco di squadra, questa collaborazione da parte di tutti voi. Noi siamo un contenitore come Fiera di Longarone e auspicabilmente un sistema di promozione e di messaggio verso l'esterno forte e intenso, però i contenuti vengono dati soprattutto da voi e anche molte imprese vengono raccolte grazie all'aiuto delle associazioni di categoria che sono sempre presenti, che sono socie in gran parte della fiera e che stanno con noi lavorando molto in questo periodo, poi in particolare di crisi che spero termini proprio non solo con la Fiera Rettili che abbiamo in presenza agli inizi 3, 4 e 5 di luglio, ma proprio anche con questa Fiera delle Foreste, Festival e Boston Nord-Est. Grazie dell'attenzione, noi rimaniamo sempre disponibili a tutte le vostre richieste, sollecitazioni e anche idee che avete per migliorare il lavoro comune che stiamo facendo. Grazie. Bene, non so se devo chiudere io, ma hai chiuso tu, quindi grazie a tutti, spero a tutti, cioè, rimando a tutti gli appuntamenti che il Presidente Bellati ha indicato e una buona serata a tutti e grazie. Grazie, buongiorno a tutti, buona serata.